anche questa mattina leggiamo qualche riga di questo bel libro, Il leone alato, perché veramente merita di capire quanto bravi siamo. Allora, ne sto parlando con l'Aeroclub per andarci con uno dei loro aerei, ma sai, è un costo che non posso permettermi, seppure adesso avendo uno stipendio niente male. E poi qua nessuno ha voglia di mettersi a pianificare una tratta simile. Vita tranquilla, un voletto qua sopra ogni tanto, un saluto sopra la casa della fidanzata o della sorella, fine. Marca lo ascoltava con la solita espressione attenta e divertita. Sto dicendo sul serio, fatto da voi con un vostro aeroplano sarebbe tutta un'altra cosa. Ho letto che 100 anni fa Junkers volava in tutta Europa, a Venezia, anzi all'aeroporto del Lido di Venezia. Esisteva una compagnia che si chiamava Transadriatica, che da lì trasportava i passeggeri in tutta Europa. Pensate cosa facevamo una volta, adesso siamo fermi, siamo completamente fermi, eppure quei geni che vanno all'estero. Questo leone alato, questo bel libro di Becic, che è venuto anche in trasmissione, Pierpaolo Becic di San Servolo, è una dimostrazione della creatività dei nostri bambini diventati adulti che poi creano delle meraviglie. Questo ha creato il più bell'aereo ed è un aeroporto, su un aeroporto più bello d'Europa. Allora presento subito gli ospiti, abbiamo in presenza Dio ti salvi Perin, presidente associazione imprenditori Piave 2000, perciò parleremo di fragilità del Piave, del nostro territorio. Buongiorno. Ringrazio anche la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana, grazie sindaca anche a lei di essere qui, grazie anche per il supporto che mi ha dato, lo so che mi aveva chiamato, la ringrazio veramente, ma ho solo fatto da tramite, poi è successo il finimondo, però almeno sono riuscita a scoperchiare il vaso di Pandora e si sono accorti che molte cose non vanno e bisogna metterci mano, non è possibile. Ecco, avete sentito ieri cosa è successo, le paghe di queste persone, come vivono, ma non solo da noi, in tutta Italia. Allora, detto questo, io partirei proprio con lei, sindaca, perché so che poi deve lasciarci, ecco, sì, poi andremo in pubblicità. Cosa sta succedendo? Come vede il nostro territorio? Non ci sono più piogge, sono monsoni, la fragilità, poi parleremo anche di qualcos'altro. Ecco, come vede la situazione, sindaca? Prego. Allora, se parliamo da un punto di vista così climatico, diciamo che siamo in balia di un'evoluzione molto, molto veloce e molto frenetica e possiamo dire insomma che siamo di fronte a cambiamenti climatici epocali e quindi con dei risvolti molto, molto pesanti, soprattutto per i nostri territori. Io parlo per il comune del territorio pedemontano di Vittorio Veneto. Da un punto di vista, quando ci sono queste situazioni, molte volte si verificano quelli che sono degli smottamenti dei territori, quelli che sono degli allagamenti e quindi siamo costretti ad intervenire sempre più spesso sistemando appunto queste situazioni. È anche vero che da parte della comunità c'è anche un allontanamento, quella che era una volta la manutenzione ordinaria fatta dai nostri contadini, la sistemazione delle colline, la sistemazione delle strade, la sistemazione dei percorsi, una volta si faceva perché appunto c'erano queste proprietà, questi contadini che lavoravano la terra e quindi mantenevano anche il territorio. Oggigiorno purtroppo non ci sono neanche più queste realtà o sono poche e quindi molto territorio è abbandonato a se stesso. Ecco che le amministrazioni pubbliche, la provincia, la regione deve intervenire con delle somme molto importanti e non sempre si riesce a intervenire. Quindi voglio dire, c'è veramente i cambiamenti climatici da una parte, uniti alla poca manutenzione del territorio dovuto appunto all'abbandono del territorio, fa sì che dobbiamo sempre intervenire in modo massiccio. Detto questo, dipendono anche da comune a comune, da zone a zone e siamo chiamati naturalmente a mettere maggiori risorse sul nostro territorio per, ripeto, mantenerlo perché è un bellissimo territorio, ha naturalmente dei punti di positività, quindi è un territorio che si presta anche al turismo. Quando arrivano i turisti da noi rimangono incantati perché l'aspetto ambientale è bellissimo, è che per mantenere questi territori servono veramente ingenti somme e purtroppo non sempre le abbiamo a disposizione. Senta sindaco, ma non è che abbiamo troppi enti, troppe partecipate,
Lo so che è d'accordo, ma lo vediamo tutti quanti, perché io quando invito anche questi presidenti, tutti fanno tutto, ma alla fine noi non vediamo i risultati. Se non è il cittadino che si preoccupa di tenere pulito, in molte zone troviamo veramente un degrado enorme, e soprattutto voi avete un cerino importante in mano, dovete fare tutto, siete quelli, lo dico tutte le mattine, chissà che qualcosa cambia, quelli meno pagati, che hanno meno risorse, a parte qualche raro caso, perché magari fanno parte del cerchio magico della politica, allora riescono ad avere qualcosa in più, però non lo trovo neppure giusto, e non trovo neppure giusto che ci siano tutti questi enti che con la burocrazia che abbiamo, tutti fanno tutto, alla fine abbiamo un pugno di mosche in mano. Allora abbiamo Adriano da San Donà, poi andiamo da Salvi Perin. Prego Adriano. Adriano? Sento una televisione. Adriano? Allora, intanto che mettiamo a posto il collegamento con Adriano da San Donà. Pronto? Si sente però. Sì, sento sì, ma non ti sento Adriano. Aspetta, mettiti a posto con la regia il collegamento, vediamo col telefono come funziona. Allora, Salvi Perin, ecco, ha sentito cosa ha detto la sindaca Bagliano, mi sembra che abbia parlato molto bene, però qui non si può continuare a passare il cerino, la colpa non è mai di nessuno, alla fine deve pagare il cittadino, anche perché paga, cioè non è che non paga, paga una tassa anche specifica. Prego. Esatto, quindi noi sentiamo tanti soldi che arrivano, milioni, miliardi e quant'altro dall'Europa per questo PNRR eccetera eccetera, per fare tanti lavori, e sono soldi che un domani dovremo pagare, però la politica non li usa nella maniera giusta, questa è la realtà. Quindi qua noi siamo veramente allo sfacelo, se viene giù una piena qualcosa siamo veramente rovinati tutti quanti, ci troviamo con 3 metri, 4 metri di acqua e fango dentro le nostre case. Questa è la realtà, purtroppo non c'è da dire altro. Però lei è una persona che cerca veramente di fare anche la propria parte, proprio come cittadinanza attiva, perché lei sta investendo anche per pulire, per far tornare alla luce anche dei posti molto belli che riguardano anche la nostra storia. Prego. Sì, come dico, abbiamo fatto diversi libri, io ho fatto circa, con alcuni talenti, circa una trentina di libri. Questo è uno che riguarda la storia di Ponte della Priula, che partiamo dai dogi Priuli veneziani eccetera. Questa è come è intitolata Ponte Priula, e qui dentro in questo libro voi vedete alcune situazioni di attività che io faccio da oltre 60 anni, quindi vediamo argini puliti, quindi abbiamo fatto noi, questo è l'articolo di Angela Pederiva, fatto il Tempo nel Gazzettino e nel giornale L'Azione, che assieme ai pensionati ci arrangiamo a fare la pulizia degli argini, e quindi noi mettiamo in piedi tutte le nostre realtà, però queste sono cose che dovrebbero fare le autorità. Quindi la manutenzione noi l'abbiamo fatto, i murazzi della Repubblica Serenissima, fatti appunto ancora al tempo di Fra Giocondo, creati queste arginature, vediamo qui Fra Giocondo, 1500. Ecco, questi murazzi qui noi li abbiamo puliti appunto nel 99, siamo a fine del secolo, del millennio scorso, però dopo abbiamo visto l'altro anno, siamo recati sull'argine del Piave assieme all'ingegner Artico, quindi capo del Genio Civile di Treviso, e abbiamo dato un'occhiata e c'è rovi praticamente per 150 metri gli argini pieni di rovi. Se non continua la manutenzione, vediamo se riusciamo a sentire Adriano da San Donà. Adriano, ci sei? Adriano? Io non lo sento, Edoardo. Dico alla regia. Non lo sento. Allora, sindaca, cosa dice a Salvi Perin, che anche lui sta cercando veramente, anche economicamente, di tenere in ordine il territorio, di investire sul territorio? Non è che siano tanti gli imprenditori, i cittadini, grandi palazzi, io dico sempre grandi yacht, ma investimenti sulla persona e sul territorio ne vedo pochi. Ce n'è qualcuno, per carità, non voglio mica dire, qui ne abbiamo uno ad esempio, Imprenditori 2000, però si fa fatica a trovarli. Come mai, sindaco? Eppure è un bene comune, è un investimento che fanno per la comunità, anche per loro, per tutto il territorio. Prego.
Beh, innanzitutto voglio fare i complimenti al dottor Perin, è veramente ammirevole quello che fanno, perché sì, sono pochi veramente gli imprenditori, insomma, che fanno quello che stanno facendo loro e stanno mostrando tanto di amare tanto il territorio. Ecco, la questione secondo me che oggigiorno manca è l'amore verso il proprio territorio, forse, perché si guarda più agli aspetti così di show o comunque al riscontro immediato attraverso magari qualche altra azione, però perché per curare il territorio ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole costanza, continuità e quello che si faceva una volta. Purtroppo oggi è molto difficile farlo, continuare a farlo, anche le amministrazioni ci stanno provando, però anche qui ci vuole competenza e soprattutto ci vuole un monitoraggio continuo e purtroppo se fai questo magari rischi di tralasciare altri aspetti che oggigiorno vengono richiesti, quelli un po' più, mi viene da dire, frivoli, no? Perché si pensa magari a dover fare delle feste, a dover fare animare la città e purtroppo si mettono dei soldi in quel senso là e si tralasciano gli aspetti essenziali, ripeto, della cura del territorio, che è fondamentale perché se non preserviamo quelli che sono i nostri torrenti, le nostre fiumi, gli argini, le nostre colline, i sentieri, cioè se non preserviamo questi elementi naturali, ambientali, il nostro territorio crolla su di noi, quindi avremo sempre catastrofi, dovremo sempre intervenire in emergenza, ci saranno sempre più questioni che appunto di emergenza e sarà anche sempre più costoso intervenire. Quindi io insomma rinnovo i ringraziamenti al dottor Perin per quello che stanno facendo e bisognerebbe anche, ci sono anche dei giovani che ogni tanto si dedicano anche con delle giornate a raccogliere, magari anche a curare il territorio. Noi qui ad esempio nella zona di Vittorio Veneto abbiamo dei gruppi, delle associazioni che curano i propri sentieri, quindi abbiamo dato in convenzione questi sentieri e vengono monitorati, vengono curati e questo dobbiamo riconoscere che c'è anche questa volontà. Ripeto, Vittorio Veneto è una città che ha un sistema sentieristico molto grande e stiamo cercando appunto di mantenerlo. Devo veramente ringraziare le associazioni, sono parecchie, che stanno facendo questo tipo di lavoro. Grazie, ecco, di averli ricordati, perché bisogna anche ogni tanto ricordarsi di questo volontariato che sta tenendo il piede del paese, soprattutto per quanto riguarda le fragilità a 360 gradi. Mirko da Padova, ciao Mirko. Buongiorno signora Mirella, ciao Mirko caro. Tanti complimenti alla sua trasmissione che anche l'altro giorno ho sentito a Focus che è stata portata in palmo di mano la sua trasmissione. Grazie. E il lavoro che fa lei. Grazie. Perché seguo anche Focus in continuazione. Grazie Ascolti Mirko. signora Mirella, io volevo solo dire una cosa, io ho avuto purtroppo la sfortuna di venire a abitare a Padova, ma ho abitato per 33 anni in campagna, in provincia di Padova. E ho avuto modo di vedere come era tenuta la campagna. Allora, quando i piccoli imprenditori, i contadini, avevano le 5-10 mucche in stalla, signora Mirella, andavano a tagliarsi l'erba dei fossi, guai se gliela toccavi, e la raccoglievano, stia attenta, la raccoglievano. I fossi erano tenuti una cosa, non parliamo degli argini che andavano in comune, questo è il pezzo mio, questo... Poi arriva la comunità europea, questa meravigliosa comunità europea, questa eccezionale comunità, che ci sta indebitando tutti gli stati, noi non ne parliamo, che siamo indebitati, una cosa folle. Cosa ha fatto? Ha fatto eliminare tutte queste piccole stalle e i fossi si sono riempiti di erba. E cosa fanno i comuni intelligenti? Mandano i macchinari a tagliarla, ma questi non la raccolgono mica, sa, rimane lì. E va dentro ai fossi, e il fosso se prima teneva 10 litri ne tiene 5. Poi non parliamo dei confini dei campi che avevano un solco dove anche lì stavano migliaia di litri di acqua. Adesso questi geni di sindaci che abbiamo e questi politici, il cambiamento meteorologico, tutto qua. Ma signora Mirella,
ma vanno a vedere la realtà di dietro. Purtroppo ci sono anche tanti sindaci giovani che non hanno avuto modo di vedere quello che c'era 20 anni fa, come veniva tenuti gli argini, i fossi, tutte queste cose. Vedono la realtà di oggi e non hanno la capacità di capire il danno che ha fatto questa comunità europea nella campagna, signora Mirella. Poi l'ultima cosa, poi non la disturbo più, non parliamo del PNRR, perché tutti parlano di questo PNRR, ma sappiamo che noi dal 2027 dovremo restituire i miliardi del PNRR. E i 40 miliardi che ci regala la Comunità Europea sono soldi che abbiamo dato noi alla Comunità Europea e questi soldi li pagheremo anche con gli interessi, dunque avremo ancora un debito pubblico ancora maggiore, dunque i comuni avranno ancora meno soldi e ci sarà un danno spaventoso. Ecco, mi perdoni, ma se lasciavano le cose come una volta, forse si andava tanto meglio. Buongiorno signora Mirella, saluto i suoi ospiti. Grazie caro Mirko, mi ha fatto piacere sentirti, prego Dio ti salvi. Beh, intanto ti devo ringraziare te e appunto la tua rete televisiva che diamo queste informazioni, perché sennò non arrivano oggi quei giornali quotidiani, non ti dico quanto ci chiedono di scrivere e dopo alla fine non scrivono niente, quindi grazie. Io devo ringraziare quindi il sindaco di Vittorio Veneto, che la inviterei a fare un giro, a rendersi conto, anche se è un po' lontana dal Piave, però dei problemi ce l'ha anche lei, quei fiumi appunto di Vittorio Veneto, che una volta il Piave scendeva dalla parte appunto di Lago appunto Morto di Santa Croce, veniva giù verso il Campardo di Godega, quindi un tempo dopo ha deviato dall'altra parte, quindi cenni storici importanti. Quindi inviterei appunto al sindaco a venire a vedere un tratto di Piave per capire che bel lavoro che sta facendo, e ringrazio appunto le autorità, Genio Civile di Treviso, ingegner Vincenzo Artico, il capo, il geometra Guerra, quindi Franco Guerra, quindi stanno facendo un bellissimo lavoro sull'ingresso praticamente tra Colfosco e Nervesa, un lavoro enorme che stiamo facendo, quindi adesso con la pulizia dei argini, dei murazzi che abbiamo visto qua nella parte, quindi sono passati 25 anni da quando, oltre 25 anni da quando li abbiamo puliti noi, adesso sopra c'era praticamente una montagna di rovi per una larghezza di 150 metri e una lunghezza di 2 chilometri. Adesso li hanno puliti, però adesso si sono trovati la sorpresa che questi murazzi fatti di croda, una pudinga di materiale non proprio duro, fatti dal tempo della Repubblica Serenissima, sono stati con il scarpello realizzati dei blocchi, e a Scalini troviamo qui appunto in zona Mina Colfosco il primo tratto di argine. Adesso mi dicono che avendo scoperto tutti questi rovi e le piante, le radici dentro li hanno rovinati, adesso dobbiamo rifare anche tutta la manutenzione, adesso hanno fatto la pulizia, quindi ringraziamo queste autorità che stanno lavorando. Ringrazio anche il CRIF che è... Aspetta, mandiamo anche, dico alla regia per cortesia, le immagini dei lavori argine, perché è molto importante far vedere anche, prego Perin. Quindi invito tutta la cittadinanza di venire a fare un giro a Susegana nel tratto di una bella passeggiata appunto, questo siamo dentro nel letto del Piave, quindi qua un lavoro enorme che stiamo sghiaiando tutta la parte, per qualche mese verranno fuori centinaia, migliaia di camion carichi di ghiaia per liberare questo lago, perché ogni piena porta giù del materiale, quindi dobbiamo pulirlo. Questo è un laghetto bellissimo che servirà alla gente di Nervesa a venire lì sul parapetto a ammirare gli aironi, eccetera, eccetera. Vedete questa pianta sopra la diga, robe pazzesche. Se oggi viene giù una piena, vengono giù, sono decine di migliaia di piante che vengono grosse, ce ne sono qui nel diametro delle piante fino a 1,20 metro, 1,20 metri, 1,30 metri, e queste che vengono giù da una piena vanno a pararsi contro le pile dei ponti. Guardate che roba, è una roba pazzesca. Voglio dire, quindi adesso si pulisce il lago e quindi ritorneranno i pesci, gli animali. Qui siamo alle opere di presa del canale della Vittoria che porta l'acqua fino a Treviso e da tante parti appunto della parte trevigiana. E quindi qua bisogna fare manutenzione continua, non basta questo pezzettino qui. Ecco, qui siamo con l'ingegner al centro, capo Vincenzo Artico, un grande personaggio che si parla di manutenzione. A sinistra c'è Franco Guerra, geometra, che adesso coordina un lavoro di arginatura bellissimo che stanno facendo
appunto un'arginatura molto alta per coprire un muro di cemento in sinistra Piave, quindi venite a fare questa passeggiata da Colfosco fino a zona Mina e vi rendete conto dei lavori che stanno facendo. Certo che questo è un lavoro, non so, 1 milione di lavori così bisognerebbe partire appunto da Belluno al mare, perché è inghiaiato, ci sono milioni e milioni di metri cubi di materiale da tirare fuori di sabbia, però in qualche maniera si cerca di non toccare perché non si sa cosa, è meglio scavare dalla Marca Trevigiana, tirare fuori le ghiaie più pulite. Qui bisogna tagliare tutta quella salva di piante che vedete dentro, sono lì, non possono tagliare perché c'è la legge che quando c'è la nidificazione non si possono tagliare, ma sono fuori legge, quindi bisogna fare tutta la domanda l'iter di poter tagliare solo nel periodo invernale. Ma qui ci vuole l'esercito che venga, cioè, signori miei, bisogna portare fuori il materiale, sono milioni di metri cubi, intanto puliamo il fiume che mi può scaricare circa 2.500 metri cubi al secondo al mare. Se arrivano come sappiamo 5.000 metri cubi al secondo come il 66, che siamo qui, vedete, lì siamo allo stesso posto che stanno scavando e questa è l'opera di presa della cosa. Lì sono arrivati la bellezza di 6-7 metri di acqua che avanza a 4 metri al secondo, chi la ferma? Dovete sapere che l'acqua non è comprimibile, quindi non è come l'aria compressa che tu la puoi chiudere, non è comprimibile, quindi quando arriva là da qualche parte deve andare fuori, quindi se non sta dentro va fuori dagli argini e noi lì a Colfosco siamo i primi perché abbiamo la zona golenale con circa 1 centinaio di case che vanno tutto sotto acqua e dopo arrivando fino al mare ne troviamo a migliaia di case. Questa è la realtà che purtroppo dobbiamo dar fiducia all'Università di Padova che fa i calcoli, tutto quello che serve, all'ingegnere Luigi Dal Paus, quindi grande esperto. Noi non possiamo i comuni ognuno essere proprietario del fiume e dire no, io voglio la Rosallina del Piave come fa il sindaco di Crocetta, ma signori miei dove siamo? Quindi è un'autorità responsabile, quindi andiamo a vedere i progetti di serbatoio di laminazione, noi l'abbiamo fatto a H Farm, la presentazione con l'ingegner Signor per vedere i lavori egregi, ma quando andranno fatti? Perché se la politica tira la giacca di qua e di là, come appunto abbiamo fatto finora tanti anni col presidente Zaia, di partire, aspettavo che fosse lui a far partire questi osservatori di laminazione e invece anche lui ha fatto i mandati. Sentiamo la sindaca cosa dice, sindaca Bagliana, come commenta quello che ha detto Diotisalvi Perin? No, innanzitutto volevo anch'io ringraziare l'ingegner Artico con cui siamo costantemente in contatto, avendo noi il Meschio qui che transita appunto per la città di Vittorio Veneto e con l'ingegnere appunto del capo del Genio Civile abbiamo sempre rapporti continui e anche noi siamo intervenuti con la sistemazione di un argine, quindi siamo molto attenti e l'autorità appunto del Genio Civile è molto attenta ai nostri fiumi e di questo le dobbiamo essere riconoscenti. Detto questo, concordo insomma abbastanza con l'ingegner Perin per quanto riguarda la pulizia dei fiumi, il drenaggio, insomma l'asportazione della ghiaia è importante, ripeto, una manutenzione continua e costante, quello che dicevo prima, dobbiamo mettere in atto un piano di intervento che poi rimanga tale e costante e tra l'altro appunto questo è importante, ripeto, per salvaguardare e soprattutto quello che diceva prima anche il telespettatore che è intervenuto sull'invariante idraulica, appunto i nostri campi che una volta erano curati, ogni tot metri c'era un canale di scolo, ok, che intercettava l'acqua che derivava appunto da monte. Oggi purtroppo la coltivazione è fatta con macchinari e non ci sono più nemmeno i rui che intercettano l'acqua, quindi molte volte anche qui da noi, soprattutto nella zona industriale, succede che vuoi per una cementificazione anche selvaggia e praticamente arrivano montagne d'acqua che entrano nelle strade o nelle abitazioni o addirittura nelle zone artigianali e fanno danni immensi. Quindi c'è proprio una mancanza di cultura che è stata persa, quella di salvaguardare, ripeto, l'aspetto idrico del nostro territorio. Va recuperata quella cultura dei canali, dei fiumi, dei torrenti, dei piccoli rui, perché quelle hanno un'importanza straordinaria, quelle dei piccoli rui che scendono dalle colline, dalle montagne, sono assolutamente importanti da mantenere e da riprendere. Poi volevo dire, anche noi stiamo intervenendo con il recupero di strade vecchie,
collinari, ad esempio attraverso l'Unione Montana, e quindi abbiamo fatto riferimento ai finanziamenti derivati dalle regioni dell'Europa tramite il FOSMIT, quindi stiamo recuperando delle vecchie strade maestre, una vecchia strada maestra che collega una borgata di Vittorio con il comune di Revine Lago, e attraverso appunto questo recupero con i muretti a secco, e quindi ci stiamo impegnando, ecco, questa è la nostra posizione. Ma non è anche, Sindaco, io ho avuto la Presidente degli urbanisti italiani, la professoressa Mazzoleni, la quale ha detto che ormai il danno è stato fatto ed è difficile intervenire perché dove si è cementificato non puoi più fare niente. Però io sono convinta che andiamo sulla Luna, che abbiamo i mezzi grazie a una tecnologia che in pochi anni ha fatto dei passi da gigante e di più. Il problema è che questi mezzi li lasciamo nei cantieri, non si tirano fuori perché costa troppo, la burocrazia, non si cooperano questi macchinari di ultima generazione perché mancano sempre i soldi. Poi restituiamo i soldi all'Europa perché non siamo stati capaci di presentare dei progetti validi e spendere questi soldi. Abbiamo le scuole a pezzi, mancano le case per i diversamente giovani, i co-housing, gli ospedali non si sa come andranno a finire, sono stati chiusi ma non si sa, queste case di comunità, quelle sono state aperte, ne abbiamo tantissime, togliendo poi adesso sembra i medici dagli ospedali e infermieri per spostarli da un'altra parte. Il problema è che questo cittadino è con le spalle al muro, cara Sindaco, lui continua a pagare, risultati zero. Ci mancavano poi questi bulletti di quartiere, ecco, che con la paura a qualcuno, secondo me questo sistema va bene a qualcuno perché nessuno vuole intervenire, se non sono mica tantissimi, sapete. Guardate che vi fanno vedere degli esempi negativi, ma non sono tantissimi. Il problema è che non si fermano perché mettono davanti le leggi. Beh, qualcuno dice ma se applicassero le leggi le cose non sarebbero così, però hanno fatto leggi che tutelano più il delinquente che la persona che veramente subisce i danni. Allora Sindaco, lei ha detto i giovani, ma non le sembra che lei ha fatto proprio un discorso molto importante? Queste associazioni, ecco, possono essere molto utili anche per queste cose. Noi sentiamo sempre il sociale, però io non devo essere fortunato a vivere a Vittorio Veneto, io dovrei fare e veramente capire l'importanza del mio territorio, la storia del mio territorio, tenere puliti. Io non vedo che chiamano tutte queste associazioni come ha fatto lei, proprio non lo vedo, e soprattutto molte associazioni adesso sono i centri estivi a pagamento, non so bene chi sono, cosa fanno, cosa insegnano. Mentre io direi che sarebbe il caso che, specialmente nel momento quando le scuole terminano, invece di annoiarsi e vederli perché agosto poi non ci sarà assolutamente niente, i campi estivi vanno in ferie, di impiegare questi giovani e questo mondo del volontariato, perché abbiamo dei grandi professionisti. Ma soprattutto, come diceva prima Dio ti salvi Perin, abbiamo le caserme ancora piene di militari, solo una a Treviso ne ha 150. Allora, queste persone sono pagate per fare cosa? Io mi domando, allora le ronde no, pulire no, perché non aspetta nessuno, ma cosa fanno dentro in caserma? Mi diceva la Nadia che ha chiamato che li vede fare il giro della Restera, sono 50-60 persone che fanno questi allenamenti con tanto di zaini, tutti gli accessori. Ma Sindaco, non le sembra che anche voi dovete battere, lo dico a tutti i sindaci, mica solo a lei, cioè dovete battere un pugno un po' più forte, far più rumore, perché voi intanto avete gli eserciti che sono i cittadini che vi votano e poi dovete essere ascoltati, ma il Sud porta a casa, perché ha parlamentari meglio dei nostri che portano a casa, questa è la verità. Come mai loro riescono ad avere tanto e noi brontoliamo sempre che qua non arriva niente? Ma ci sarà qualcuno che ci pensa su come mai noi non riusciamo ad avere quello che ci spetterebbe di diritto anche a noi e ci lamentiamo perché il Sud riesce ad avere. Sindaco, ma i vostri parlamentari vi ascoltano, sentono i problemi, si fanno vedere, sentire, perché io quando li chiamo intanto mi pare chiamare il Papa, glielo dico, a parte qualcuno gli impegni, dopo magari se casi in giardino chi taglia l'erba, ma si impegnai a Roma. No, lo dico quello che è, perché tanto poi mi chiamano e mi dicono Mirella guarda che a casa quella persona che hai chiamato.
firmato. Non le sembra che forse dovrebbero intervenire? Questi sono pagati fior di quattrini, sindaca. Noi abbiamo le famiglie che con 1.000 euro devono vivere e loro con quei soldi che prendono riescono a dare risposte al territorio. Ma allora cosa abbiamo eletti a fare? Ma se non sanno fare il loro lavoro, che vadano a casa, altro che il gruppo misto. Cosa ne pensa, sindaca, di dare delle risposte finalmente al territorio, vista la fragilità, prima che succeda l'irreparabile? Allora, sì, Mirella, lei ha ragione. Allora, io adesso non voglio naturalmente criticare, ognuno sta facendo, penso, il massimo, anche i nostri parlamentari, naturalmente, però è vero che c'è questo scollamento tra quello che è i bisogni proprio del territorio che stiamo vivendo ogni giorno e forse quello che viene deciso poi a Roma o in Parlamento o al governo. Allora, e soprattutto i bisogni primari, no? Quello soprattutto della casa, è stato detto poc'anzi. Noi siamo di fronte a un patrimonio immobiliare pubblico vastissimo. Io anche qui a Vittorio Veneto abbiamo le caserme appunto del Ministero della Difesa o chiuse, e sono patrimoni veramente ingenti, o anche palazzine che dovrebbero essere sistemate e ristrutturate. Non vengono sistemate, non vengono ristrutturate perché non c'è un collegamento tra quello che è il Ministero, ad esempio, della Difesa, il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, quello che è per esempio la questione, potrebbero trovare delle soluzioni con Ater oppure con Demanio. Ecco, c'è questa difficoltà di parlarsi tra istituzioni, tra enti. Praticamente la sensazione è quella che abbiamo dei comportamenti stagni, ok? E non c'è comunicazione. Voglio dire, noi abbiamo bisogno di sistemare il patrimonio immobiliare, ripeto, dei vari enti, però non riusciamo a farlo. Perché? Perché non ci sono i vasi comunicanti tra questi enti. Questo è un grave deficit che noi abbiamo sui nostri territori e che a cascata va a danno delle persone che hanno bisogno di avere delle abitazioni. Non sto parlando solo delle persone più deboli, ma addirittura anche dei ragazzi giovani, delle coppie giovani che non riescono a trovare un'abitazione con un affitto calmierato. Gli affitti sono sproporzionati e quindi ecco che abbiamo poi lo spostamento di grande massa dei nostri ragazzi che vanno all'estero, perché qui non riescono nemmeno a trovare. Poi abbiamo difficoltà, ad esempio, per quanto riguarda le professionalità, gli infermieri e i dottori che vengono a lavorare nei nostri ospedali, anche loro hanno difficoltà di trovare magari un'abitazione a prezzo modico e così via. Quindi c'è sembrerebbe che praticamente a livello nazionale non si riesca mai a fare un passo in avanti e, ripeto, a rispondere alle esigenze dei territori. Io penso che appunto il sistema, così come, ripeto, fatto per ministeri fini a se stessi, che non parlano tra di loro, anche le politiche sociali, loro praticamente si cerca di portare avanti qualcosa anche a livello regionale, voglio dire, con l'assessore Paola Roma cercando di portare avanti tante cose, soprattutto dall'aspetto abitativo, stanno cercando di mettere delle importanti somme, però purtroppo se dall'altra parte abbiamo il patrimonio immobiliare nazionale di quegli enti che è bloccato, si fa veramente fatica a dare le risposte anche al territorio. E poi dai noi sindaci arrivano 4-5 coppie di giovani o 4-5 famiglie ogni settimana a chiederci l'abitazione, perché veramente quella dell'abitazione sarà una crisi grossissima e scoppierà da qui a breve, anzi è già emergenza, diciamocela tutta. Abbiamo Adriano, sindaca, se non mi cade la linea. Adriano da Vedelago, poi continuiamo. Vai Adriano. Saluti a te Mirella e ai tuoi ospiti. Ho sentito prima la sindaca di Vittorio Veneto, il signor Perin, per quanto riguarda le piane e le piene del Piave. Io avevo 15 anni il 4 novembre del 66, quando avvenne l'immane disastro del Piave. Morte, distruzioni, azzeramento delle colture agricole. Con la scuola ci hanno portato con la corriera 3 mesi dopo il caso per poter rendersi conto cosa era successo con la rottura dell'argine del Piave. Io ricordo quell'apocalisse, i vigneti, le antiche belussi e i campi erano imbiancati
dall'Imo rimasto dall'acqua. Pensare che in quell'occasione a Nervesa della battaglia passavano 5.000 metri cubi di acqua al secondo, e dopo questi anni, dopo tanti anni, sappiamo che l'alveo del Piave si è alzato notevolmente e possiamo aspettarci straripamenti anche con minor quantità d'acqua. Di recente, seguendo i mass media, i giornali, le televisioni, la radio e quant'altro, ho sentito parlare di tavole rotonde tra addetti ai lavori e forze politiche del territorio. Speriamo che trovino degli accordi per fare qualcosa di veramente serio per prevenire quella grave alluvione del 66. Riconoscente per il vostro operato, grazie mille e buona salute a voi. Intanto che Adriano parlava, e ringrazio per la telefonata, io facevo vedere le foto ricavate da questo libro, Archivio fotografico Aldo Cenedese, ricordo del 4 novembre del 1966. Eccolo qua il libro. Però io le leggo una cosa, Sindaco, che ieri ho avuto l'ammiraglio Didone, che è venuto qui e mi ha portato dei fogli. Adesso le dico cosa sta succedendo. Un premio, io non so se lei era al corrente, se Dio ti salvi era al corrente di questo premio. Allora, a Singapore il modello italiano per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, guidato dalla Marina Militare tramite il Polo Nazionale della Subacquea, ha ricevuto riconoscimento internazionale formale. Il Ministero della Difesa di Singapore ha presentato il documento guide, un patto non vincolante che promuove la cooperazione multilaterale per la difesa di cavi digitali e oleodotti sul fondale marino, in un'area geopoliticamente sensibile come l'Indo-Pacifico. Ma si rende conto, Sindaco, che noi riceviamo il premio in Giappone per queste opere meravigliose fatte dagli italiani, della marittima italiana, e qui di questo premio non si sa niente. Se l'ammiraglio ieri non mi portava e raccontava questo premio, lo sapevi, Dio ti salvi, di questo premio molto formale, importantissimo per le opere che sono state fatte a Singapore? Sì, io lo so perché sono collegato ancora con un'industria. Nell'85 siamo stati a Singapore a fare commesse per le forniture dei gruppi di idrogeni e quant'altro al tempo, quindi hanno conoscenza del sviluppo di Singapore, è una cosa straordinaria che abbiamo, e quindi valutano tutte le cose migliori che l'Italia fa in giro per il mondo, e purtroppo qui siamo in questa situazione. Come commenta? No, innanzitutto voglio dire, sì, non sapevo del premio, però voglio dire, noi siamo famosi in tutto il mondo per le capacità ingegneristiche, no? Quindi dobbiamo essere forti e fieri di questo. Abbiamo veramente fiori di ingegneri, ma da sempre, no? Che si sono caratterizzati insomma in giro per il mondo, e quindi l'Italia è veramente forte sotto questo aspetto qua, e quindi dobbiamo, ripeto, far sì che le nostre risorse, le nostre competenze siano applicate anche da noi, ma come lo sono quando ci sono le grandi opere dobbiamo dire che abbiamo il meglio. Ecco, sotto questo punto di vista io mi sento di ringraziare insomma il mondo degli ingegneri, degli architetti, insomma soprattutto gli ingegneri che quando ci sono le grandi opere hanno sempre dimostrato di essere di importanza internazionale, quindi di alto livello. Ricordiamo insomma tutte le opere che sono state fatte in giro per il mondo, sono sempre state presenti le nostre ditte e soprattutto i nostri ingegneri, quindi veramente meritevoli, ecco. Sì, le nostre opere invece qua non riusciamo invece a tenerle in ordine, ecco, a supportare, ecco, veramente con degli investimenti importanti. Voi avete sentito cosa sta succedendo ai Murazzi, l'ha detto chiaro e semplice, oppure ecco, pulire questi fiumi dalla ghiaia, e poi teniamo gli eserciti dentro le caserme perché non possono fare niente altro che stare dentro e fare qualche esercitazione, sì, e questo non va bene. Aspetta, perché abbiamo Giusy, se no mi cade la linea. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, dottor Perin, queste persone non sono competenti quando non sanno fare quel lavoro lì, perché io penso che
la maggioranza di questi addetti non hanno il buon senso. Lì ci vuole il buon senso e dobbiamo insistere. Non lo capiscono per il bene della nostra natura con queste alluvioni. Io dico sempre che quando arrivano questi tronchi al mare di Jesolo sono sempre a spese del comune, cioè di loro cittadini che pagano con le tasse. È come quando tagliano l'erba sui fossi delle strade e dentro c'è l'erba alta 1,5 metri, 2 ma lì l'acqua non può scorrere se non puliscono anche i fossi. Questo e lo sto dicendo sempre alla Mirella, sempre gli stessi discorsi. Manca il buon senso in tutto. Vi ringrazio. Prego, Salvi. Ecco, dobbiamo dire che questi lavori che stanno iniziando adesso dopo tante battaglie che insistiamo a portare l'autorità lì a vedere, quindi sì, sono veramente millesimali questi, perché ci vorrebbe veramente, come ho detto, l'esercito portare fuori tutto il materiale. Quindi sono quei lavori che vedete lì a Colfosco adesso nel bacino di pulizia, che saranno, va fuori un bilico, un camion ogni 4 minuti cronometrato di ghiaia, ricchissima, perché va in parte del mondo, va anche negli Emirati, quindi vengono caricate queste sabbie anche nelle navi e vanno giù a fare lavori. Perfetto. Ma capite che vengono pagate profumatamente dalla regione, loro pagano i cavatori, il CRIF, quindi Aspetta, perché la sindaca deve andare via, ci deve lasciare, esatto. andare anche in pubblicità. Come ci saluta, sindaca? Allora, innanzitutto vi saluto ringraziando lei, Mirella, per tutto quello che fa, veramente grazie per le azioni che ha fatto anche ultimamente, le sono veramente vicina. Ecco, grazie, e saluto tutti voi e saluto anche il dottor Perin, lo ringrazio nuovamente per quello che sta portando avanti, spero di incontrarlo presto e continuiamo a voler bene al nostro ambiente, al nostro territorio, e dobbiamo essere veramente vicini e impegnati su questo. Grazie alla sindaca Mirella Bagliana, sindaca di Vittorio Veneto, di essere stata con noi. In pubblicità. Capisci, questi CRIF Cosa stiamo vedendo, ingegner Perin? Allora, questo fa parte di uno dei circa 20 cartelli che abbiamo intitolato appunto sugli argini del Piave. Avevo promosso al tempo appunto nel 1990 eccetera di intitolare gli argini appunto Sentieri della Pace, quindi percorrere sulle arginature che sono già fatte di erba senza fare lavori grossi di asfaltatura eccetera, di fare questi percorsi da mare ai monti e monti ai mari, quindi da arrivare per esempio i turisti tedeschi o austriaci a venire giù nel Piave, sulle arginature del Piave. E quindi abbiamo promosso questa cosa, al tempo c'era il presidente Galan e ci ha dato, come vedete qui, il patrocinio per questa operazione, e sono venuti lì a intitolare questi Sentieri della Pace, che abbiamo intitolato Sentieri della Pace, da Sant'Anna vicino all'osteria Ciao Bei a Ponte della Priula, che noi avevamo messo questi percorsi. Abbiamo iniziato qua, quindi questo documento è importante perché parla 2008 e quindi si fa questi percorsi. Ci sono delle difficoltà perché sulla zona, per esempio Mina, eccetera, per passare sull'arginatura c'è un po' di difficoltà. Ci avevano promesso che questo veniva progettato perché avevano già stanziato i soldi nel centenario della Grande Guerra e purtroppo invece certi tronchi sono ancora da finire. E quindi io spero che con i soldi che la Regione incassa dei cavatori dal CRIF, che paga profumatamente questa ghiaia di questi lavori che sono iniziati a Colfosco, si possa finanziare queste operazioni qui. Quindi continuare. Abbiamo visto che dopo Galan e il presidente Zaia sono andati avanti, quindi adesso questi Sentieri della Pace praticamente partono da Jesolo, sempre sull'arginatura del Piave, vanno alle sorgenti del Piave e contrario, quindi si possono percorrere questi percorsi. È venuto a inaugurare questa cosa appunto anche il presidente del museo di Caporetto, che loro lì hanno dei sentieri, pitti muri, praticamente Sentieri della Pace, in amicizia con
appunto il Museo del Piave gemellato con il Museo di Cobari, di Caporetto, e abbiamo fatto questo legame. È venuto anche all'inaugurazione, vediamo la firma sotto qui di chi è venuto all'inaugurazione, anche del vicepresidente della provincia Floriano Zambon. Quindi ecco, questa cosa noi l'abbiamo... Adesso viene a fagiolo perché siamo riusciti praticamente tramite un amico del Piave che collabora con noi in una zona importante che ci dona un fazzoletto di terra praticamente sul Piave col Fosco. Quindi lì realizzeremo un luogo della memoria, porteremo dei reperti che abbiamo recuperato nel Piave, che abbiamo segnalato alla sua intendenza, che però ce li lascia lì in un capannone industriale già da 30 anni. Noi vorremmo esporli invece che la gente veda, e faremo questo luogo della memoria. E lì passa proprio l'arginatura, sì, questo sentiero della pace, quindi la gente vedrà e potrà vedere questa cosa importante. Nadia da Treviso, vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, allora, ieri ho ricevuto la fattura di Contarina. C'è una descrizione, una voce, cura del territorio. Ogni famiglia paga 63,71 euro di questa che è scritto. Ma ho telefonato per sapere cosa. Mi hanno detto che serve per la spazzatura delle strade, per il taglio delle erbe, per raccolta rifiuti abbandonati. Ma io pago, però voglio anche il servizio. A casa mia non vengono a spazzarmi la strada, non vengono a tagliare l'erba sui fossi, perché ogni cittadino qua nella mia via, che sia di Silea, che sia di Treviso, ci tagliamo le nostre rive. Allora questo servizio perché lo devo pagare e che non lo usufruisco? Va bene che le faranno nel territorio, però in centro città sfalciature non ce ne sono. Puliscono le strade? Quando mai? Io non ho mai visto, a parte che a Treviso ci vado una volta a ogni morte del Papa. Comunque non è giusto che sia, se usufruisco pago, però non usufruendo niente, cosa devo fare? E dobbiamo pagare. Perché pago io e anche mio figlio che abita qua a fianco, un altro numero civico, 125 euro per questa cosa, e io non usufruisco di niente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia anche per l'informazione che dai, ecco, soprattutto va a chiarire, va a verificare cosa sono queste tasse. Prego, Dio ti salvi per il. Allora, continuando sulla traccia di prima, questo è il luogo della memoria col Fosco, dove abbiamo recuperato la barca austro-ungarica che abbiamo donato poi a Vienna, perché volevano buttarla sul ferro vecchio una volta donata all'ossario di Nervesa, e rimetteremo qui un'altra barca che abbiamo recuperato con altri reperti storici che abbiamo appunto dalla sovrintendenza. Quindi ecco, questo è un terreno dentro su un fazzoletto che passa qui proprio dove passa appunto il sentiero della pace, che sarà messo. Questo è un terreno che è andato all'asta, purtroppo due cugini di grosse ditte di Colfosco che hanno fallito, e io grazie a Ivan prendiamo questo terreno e faremo un luogo della memoria, che possiamo venire lì anche in sinistra Piave, dove era l'imperatore che comandava, che lo vediamo qui alle nostre spalle. Quindi, e voleva la pace questo imperatore. Il beato, sì, Carlo d'Asburgo, ecco, lo vediamo anche in questo documento appunto del memorandum che abbiamo fatto. Purtroppo è morto in esilio a Madeira, in un stanzino, ecco, povero, e
anche adesso sarà portata avanti la beatificazione per Zita, quindi la moglie dei Borboni, eccetera, per dire l'importanza di questo grande personaggio che è santo, beato per il momento, ma potrebbe essere sicuramente santo, che ci ha salvato appunto la nostra zona. Qui troveremo molto materiale sulla zona di Susegana, dove ci sono decine, migliaia di chilometri di trincee, bunker e non vi dico altro, molto importante, perché sul riservatorio in cima a quel fosco c'è una targa che purtroppo qualcuno l'ha fatta saltare nel periodo fascista, dove i soldati inneggiavano praticamente al Kaiser, ecco, perché pensavano già di poter passare. Dopo lui ha detto no, basta, chiudiamo la guerra, quindi abbiamo diversi ricordi. Adesso noi abbiamo recuperato anche quello che voleva intervenire prima appunto da San Donà, Adriano, quindi ho recuperato una lapide di bronzo molto alta e pesante, ce ne sono distribuite penso una decina nel fronte austro-ungarico. Praticamente i soldati cecoslovacchi spesso passavano il fronte e tradivano la cosa austro-ungarica, e però dopo scoperti venivano o fucilati o impiccati. Dopo praticamente queste targhe sono state messe di bronzo dai cecoslovacchi, e una zona Calvecchia di San Donà di Piave, non si sa come è successa, l'hanno esportata, forse non gli piaceva al proprietario, è sparita, praticamente la fonderia mi ha chiamato, che non è qui vicino, mi ha detto: tu Perin, so che ti interessi di storia, c'è qui una targa che mi pare un po' importante, dava appunto a questo cecoslovacco impiccato lì a Calvecchia. Ho chiamato praticamente subito l'ambasciata e quant'altro, stiamo lavorando, abbiamo pubblicato l'articolo sul giornale Il Piave, l'ha visto un assessore di San Donà, la dottoressa Campaner, mi ha telefonato e mi ha detto: ma Perin, lei ha trovato sta roba? Cioè, ma allora dovremmo fare una cerimonia per ricollocarla, perché loro vengono fuori, i cecoslovacchi, sia qui da noi a Casa Montone, a Collalto, ogni anno, e portano i fiori e tutto, però non vengono salutati dalle autorità, capite? Quindi a San Donà arrivano queste corriere di autorità importanti, eccetera, posano i fiori e quant'altro. Adesso con Adriano Caminotto, che è l'unico che va a ricevere queste autorità, perché arrivano generali, arrivano sindaci e quant'altro per fare questa cosa, le autorità invece qua locali nessuno li snobba, no? Allora adesso abbiamo questa targa, la dottoressa Campagnà dovrebbe venire a vedere questa targa, e io è già da qualche mese che l'aspetto, perché ho visto il suo articolo, ho detto vengo a vedere, facciamo una cerimonia, sento l'ambasciata. Bene, io sono disponibile, quindi io l'ho comprata dalla fonderia, è da un po' piegata perché il rotamaio l'ha presa con le pinze, è da drizzare forse un po' e ricollocarla davanti al ristorante Il Paiolo di Calvecchia a San Donà, quindi di fare una cerimonia. Ma dopo io direi che queste autorità devono svegliarsi e andare a incontrare queste autorità che arrivano ogni anno per questa cosa. Purtroppo sono una specie di martiri, voglio dire, queste cose, tragedie che purtroppo in guerra è così, e quindi è stabilito che chi tradisce deve essere fucilato e impiccato. E con queste parole noi adesso andiamo in pubblicità, perché ci sarà una sorpresa anche per Dio ti salvi Perin, perché bisogna anche premiare, ecco, con questi riconoscimenti a questo imprenditore. Pubblicità. Allora io sono veramente orgogliosa questa mattina, perché in studio è arrivata
una scuola molto importante, l'Istituto Casagrande di Pieve di Soligo. Qui al mio fianco c'è la preside Gaetanina da Fermo, che ringrazio veramente. Buongiorno. Ed è rimasto con noi l'imprenditore Diotisalvi Perin. Perché? Perché è un imprenditore che adora il territorio, che investe nel territorio, che cerca di riportare alla luce la storia, pulendo sentieri, cercando di creare un museo per far capire anche a questi ragazzi cos'era il loro territorio, nascosto, ma soprattutto adesso le darà una piantina molto importante. Prego, ingegnere, cosa consegna alla preside dell'Istituto Casagrande e alla scuola appunto importante che ha vicino a lei? Ecco, ringrazio per questo onore di poter appunto consegnare questa piantina che l'abbiamo trovata in anni di ricerca e quindi nel nostro territorio praticamente studiato il Piave fino appunto dalla Repubblica Serenissima, e quindi è praticamente una piantina che si sviluppa, che l'abbiamo trovata in una soffitta lunga 6 metri e alta 1 metro, e abbiamo il Piave in miniatura che parte, questa per esempio abbiamo un'altra scala ridotta e possiamo vederla bene anche qua, e qui abbiamo praticamente il Piave da dove è la zona pericolosa che esce tra praticamente qui col Fosco e Nervesa, perché finché sta a monte sta dentro in mezzo alle colline e alle montagne, ma quando viene a valle per arrivare lì al mare, ecco questo è il tratto di mare che parte dal comune di Susegana, Nervesa, e va fino al mare, fino a Jesolo. Ecco questo vedete che serpentone fatto dalle autorità appunto del genio civile del tempo, ancora 1500 partite avanti, quindi vedete questo serpente lì laggiù più o meno dal Cerretellino, San Donà, e va giù fino al mare, quindi da portare attenzione, perché dove vedete tutti questi piombini rossi eccetera è segnato dove sono state già le rotte importanti del fiume Piave, perché quando vengono giù le piene Perfetto, rompe. dai la piantina che così ecco. Regala la piantina, vai quella esatto, là alla ecco. preside. Questa che potete che poi metterla la leggerà e capirà con cura perché è una piantina. Grazie mille, ringrazio di cuore, la riporterò a scuola e ne faremo buon uso. La ringrazio, grazie. Allora ringraziamo anche l'ingegnere Diotisalvi Perin di essere stato con noi, grazie. Ingegnere anche per la sua presenza, soprattutto per la storia. Grazie, ecco, soprattutto anche loro sono importante. Dei Pieve di Soligo, quindi potrà essere collaborazione, visto che abbiamo lì anche un tesoro di raccolte storiche. Allora Grazie. adesso andiamo a vedere il video del promo per capire chi è con noi questa mattina. Qui ci sono tanti ragazzi, sono insegnanti, non so se ci sono anche genitori. Allora andiamo a vedere il promo e facciamo entrare un'altra professoressa che accompagnerà, e poi sentiremo i ragazzi, perché poi lasceremo il posto ai ragazzi, perché a me piace tanto sentirli, sa preside, io voglio sentire loro perché hanno sempre delle idee, partono lenti ma dopo il rock nel vero senso della parola. Grazie a voi, però devo dire grazie a voi. Andiamo a vedere il promo. Il 15 e 16 aprile 2026 presso l'Isis Marco Casagrande a Pieve di Soligo, nel capoluogo storico del quartier del Piave, si disputerà l'8ª edizione delle Olimpiadi della Topografia, la competizione più avvincente degli istituti CAT sul territorio nazionale. Vincitrice della 5ª e 7ª edizione, la nostra scuola avrà il privilegio di accogliere 158 studentesse e studenti, 44 docenti di 42 istituti tecnici ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio provenienti da 14 regioni italiane, per una gara in cui il merito e il lavoro di squadra diventano protagonisti, dimostrando che la scuola è motore di passione, collaborazione e competenza. Non conta solo vincere, ma partecipare, mettersi in gioco per crescere insieme.
Una gara a squadre, una prova scrittografica su problemi reali, dove il lavoro di squadra e il lavoro in team è la vera novità rispetto a tutte le altre gare scolastiche di questa tipologia. L'esperienza delle Olimpiadi della topografia è stata per noi molto di più di una semplice competizione, una vera occasione di crescita personale e professionale. Io e le mie compagne abbiamo scoperto che la sfida più grande era contro noi stesse, imparando a riconoscere punti di forza e debolezze, a restare calme e a lavorare in squadra. È stata un'esperienza costruttiva che ci ha unite profondamente, insegnandoci che collaborazione, fiducia reciproca ed equilibrio sono la chiave per affrontare al meglio ogni prova. Vi aspettiamo a Pieve di Soligo, all'Isis Marco Casagrande. Una casa per crescere, immaginarsi e crearsi. Complimenti alla preside Gaetanina Da Fermo, a tutti gli insegnanti, a tutto l'Istituto Casagrande per l'ottima organizzazione. Vi attendiamo per questa grande sfida, per un momento di crescita collettivo a Pieve di Soligo. Allora, preside, studenti uniti per l'Europa tra musica e impegno civile. Allora, cos'è successo? Spieghiamo veramente con questi meravigliosi ragazzi che se riesci a farli partire danno molte soddisfazioni, però bisogna accompagnarli, da soli non arrivano da nessuna parte, sono ancora piccoli, hanno tanti progetti, però bisogna cercare di far capire l'importanza anche della creatività che c'è dentro di loro, solo voi potete farlo, famiglie, insomma, bisogna essere fortunati, diciamo, però c'è la scuola che è fondamentale. Prego, Preside. Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità di raccontare la nostra scuola. Quindi la nostra scuola è situata a Pieve di Soligo, nel capoluogo storico del quartier del Piave, e si contraddistingue per un forte radicamento nel territorio e per un'offerta formativa ricca, variegata e unisce vari indirizzi. In effetti abbiamo gli indirizzi liceali, il liceo scientifico base delle scienze applicate, il liceo delle scienze umane e l'istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio. Quindi si tratta di percorsi formativi diversi che però esprimono la stessa missione educativa che è fatta di competenze, di cultura e di futuro. E abbiamo la fortuna di ospitare le nostre attività didattiche, come avete potuto vedere anche da alcune immagini nel video di promozione di una nostra attività specifica per l'Istituto Tecnico, in un edificio moderno, ecosostenibile, da 9,6 milioni di euro, che è stato realizzato dalla provincia di Treviso e inaugurato nel settembre del 2025. Quindi, oltre alle tradizionali aule disponiamo di laboratori attrezzati, spazi polifunzionali che supportano l'apprendimento ma anche lo sviluppo delle competenze professionali dei nostri studenti. Abbiamo anche delle aree dedicate alla socializzazione che promuovono il benessere a scuola e un apprendimento che sia sempre attivo e partecipativo. Per quanto riguarda l'anno scolastico 26-27 abbiamo avuto anche un considerevole aumento nelle iscrizioni alle classi prime. Questo probabilmente è dovuto all'introduzione nell'Istituto Tecnico di una nuova curvatura che è l'Interior Design e International Architecture, che unisce le costruzioni, il design, la tecnologia e l'arredo del legno. E comunque in tutti gli indirizzi offriamo l'opportunità di fare percorsi di service learning, di debate, STEM, di lettura, scrittura creativa, di internazionalizzazione con stage e soggiorni all'estero. In effetti questo forte radicamento nel territorio che si esprime anche in questa manifestazione, le Olimpiadi della topografia, che abbiamo avuto l'onere e l'onore di ospitare nell'aprile di quest'anno, in seguito alla vincita della quinta e settima edizione,
e manifestano appunto un forte radicamento nel territorio, poiché questa manifestazione è stata resa possibile solo grazie a un'alleanza che si è creata con gli enti, le associazioni, le aziende locali, una squadra. E in primis, diciamo, nella nostra squadra abbiamo il contributo e il patrocinio della città di Pieve di Soligo, che sempre sostiene le nostre attività formative. Quindi se da una parte c'è questo forte radicamento del territorio, c'è anche la volontà di testimoniare, di descrivere quello che noi facciamo, la nostra realtà verso l'Europa e il resto del mondo. In effetti questo percorso ci ha portati ad incrementare l'internazionalizzazione della nostra offerta formativa, poiché educare i giovani oggi significa prepararli ad affrontare il mondo del lavoro e anche degli studi successivi alla scuola superiore in un contesto sempre più internazionale. Allora, prima di dare la voce, corriamo perché il tempo è tanto, ma poi vedrà corre forte, volevo sentire anche la professoressa Chiara Del Pozzo e sentire cosa dice questa insegnante, un'altra preside dei ragazzi. Ascoltate bene ragazzi cosa dice questa. Salve preside, prima giornata andata, sono orgogliosa e fiera di far parte di questa realtà. I ragazzi sono sempre una garanzia, mai un problema. Loro hanno soluzioni e lavorano senza ansia. Cosa ne pensa di questa lettera scritta a questa insegnante, professoressa Del Pozzo, che veramente fa capire l'importanza di questa meravigliosa risorsa che sono i nostri studenti, i nostri ragazzi? Buongiorno a tutti, io appunto sono Chiara Del Pozzo, docente del comprensivo di Pieve di Soligo Toniolo. Oggi rappresento il mio dirigente che non è potuto essere presente, Stefano Ambrosi, e noi ovviamente siamo super felici di poter aiutare questi ragazzi e questi studenti a crescere, specialmente in queste esperienze di internazionalizzazione. Infatti anche il nostro istituto si sta molto promuovendo per andare avanti in questo percorso di internazionalizzazione. In particolare noi abbiamo attivato quest'anno un progetto e-twinning e siamo stati anche insigniti dell'etichetta Scuola e-twinning proprio quest'anno per il nostro impegno nel collaborare a livello europeo con altri docenti appunto europei. E inoltre il nostro istituto è anche accreditato Erasmus Plus, per cui da alcuni anni vengono fatte delle mobilità per docenti e personale ATA, e dal prossimo anno anche gli studenti della secondaria di primo grado partiranno in queste mobilità all'estero. E sono esperienze ovviamente formative di alto livello e che permettono sia a noi docenti che a tutti i ragazzi di interagire con ragazzi e professori e insegnanti di altre realtà europee a livello digitale specialmente. Quest'anno abbiamo anche promosso appunto questo progetto e-twinning Global Days Shared Ways, che ha visto coinvolte 4 scuole primarie dell'istituto e la scuola secondaria di primo grado, e sono state celebrate nei vari momenti dell'anno delle diverse giornate internazionali, tipo la giornata della gentilezza, del libro, della terra, il Safer Internet Day, poi la giornata dell'Europa, e questo tutto a livello collaborativo tra docenti e studenti. Quindi sono esperienze in cui crediamo molto e che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni, perché appunto pensiamo che prima si inizia meglio è. Allora, io l'altro giorno avevo il responsabile italiano, il professor Fratta, che è responsabile degli docenti, che ha detto che bisogna investire molto nella scuola. Ecco, lui parlerà col ministro Valditara perché la scuola ha bisogno di investimenti importanti. Solo così riusciremo a creare un futuro importante per questi ragazzi, perché il futuro sarà loro, però glielo dobbiamo creare e loro devono essere partecipi, devono fare appunto parte di questa squadra. Cosa dicono i ragazzi quando ritornano, preside, da questi importanti viaggi, sono viaggi di cultura, di storia, di conoscenza, che aprono le menti, arrivano con un'altra visione? Cosa dicono questi ragazzi poi alla fine del ritorno in classe di questi viaggi?
Allora, il riscontro per noi è stato sempre molto positivo, poiché, come si diceva prima, sono esperienze che permettono di incontrare culture e lingue diverse, ma sono delle esperienze che aprono la mente e la rendono anche più inclusiva. E anche noi dell'Istituto Casagrande aderiamo al programma Erasmus Plus e all'azione eTwinning, e diciamo che in questo la mia storia personale si intreccia un po' con le opportunità che come dirigente voglio aprire alla mia scuola, perché io ho trascorso la mia infanzia tra la Germania e il Belgio, sono cresciuta plurilingue, quindi parlo diverse lingue oltre all'italiano, e dal 2006 mi sono occupata di promuovere progetti di scambio culturale. Dal 2022 sono ambasciatore del programma Erasmus Plus, che rappresenta un po' il gioiello della corona delle politiche giovanili, poiché offre ai protagonisti della formazione e del mondo della scuola la possibilità di fare l'esperienza, di trascorrere un periodo di studio, di lavoro all'estero in modo del tutto gratuito. Quindi questo tema dell'internazionalizzazione dell'Europa è al centro di una manifestazione che curiamo da 2 anni, si chiama Insieme per il futuro, è una manifestazione che facciamo in occasione della Festa dell'Europa. Quindi si tratta di uno spettacolo che coinvolge tutti gli studenti del nostro istituto, che è un modo per esprimere quello che hanno vissuto nelle loro esperienze proprio all'estero, oppure nei progetti che a scuola sono appunto dedicati all'Europa. Quest'anno diciamo che l'evento si è arricchito della collaborazione con l'Istituto Comprensivo Tognolo. Ringrazio il dirigente Stefano Ambrosi per questo, perché in questo modo siamo stati in grado di dare un significato vero al nostro titolo Insieme per il futuro, perché è solo camminando insieme che si riesce ad educare le giovani generazioni ai valori. Preside? Allora, il titolo è stato creato da 2 docenti referenti della nostra scuola, che sono presenti anche oggi, la professoressa Carbone e la professoressa Bitto, che poi sentiremo, sì, e loro hanno avuto il compito, insieme ad altri docenti, di coordinare i ragazzi in questo spettacolo. E abbiamo avuto anche qui la collaborazione della città di Pieve di Soligo, del nostro sindaco Stefano Soldan, e in questo modo riusciamo quindi ad educare i giovani ai valori dell'Europa e della nostra comunità. Vorrei rivolgere un messaggio non solo agli studenti ma a tutti i giovani in ascolto. Abbiate il coraggio di uscire dalla vostra comfort zone, quindi di confrontarvi con nuovi punti di vista. Ogni esperienza interculturale è un'occasione di crescita. L'Europa non è solo un luogo geografico, è un progetto che vive attraverso di voi e nella vostra capacità di costruire ponti e non muri. Quindi ragazzi, siate curiosi, siate aperti e guardate all'Europa come a uno scudo per i più deboli, ma un faro di opportunità per tutti. Questa è la nostra missione quotidiana al Casagrande e la nostra idea di futuro. Allora ringraziamo la preside, la professoressa Gaetanina da Fermo, poi sentiremo anche gli altri insegnanti. Adesso abbiamo una telefonata, abbiamo Rinaldo, velocissimo, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto voglio dire ai ospiti che sei bravissime. Innanzitutto noi altri siamo nel Veneto. Cosa vuol dire il Veneto? Avremo arte, avremo sapere, avremo storia, non ne manca niente. Adesso che queste professoresse così esuberanti, così piene di voglia di fare e di insegnare ai ragazzi, siamo a posto, perché queste ragazze qua, vi dico ragazze, va bene, e ha voglia di insegnargli i fiori, e con insegnanti del genere
i fiori dei suoi diritti e impara benissimo a fare quello che fa. Grazie Rinaldo, basta perché guarda, ho proprio tantissime persone oggi da farvi ascoltare ed è importante sentire anche l'ascolto oggi. Grazie Rinaldo. Professoressa, ecco, come ci saluta? Cosa vuole dire? Perché siamo in tanti, un pochino tutti. Ma io dico semplicemente, intanto vi ringrazio per questa possibilità che ci avete dato di presentare le nostre scuole, questo progetto, e come diceva la preside mi auguro che i ragazzi di oggi e del futuro possano vivere tante di queste esperienze con tanto entusiasmo. Senta prof, ma come sono questi ragazzi? Perché io sono stanca di vedere questi esempi negativi, io voglio di esempi positivi che sono tantissimi, come è scritto qua. Ecco, come sono questi ragazzi? Io sono con quelli un po' più piccoli perché attualmente Meglio sono alla ancora? primaria, comunque devo dire che sono fantastici, ovviamente hanno le loro criticità ogni tanto, come però noi, prof. sì, se seguiti possono dare molto e quindi noi abbiamo tanta fiducia in loro. Sentito. Allora adesso facciamo il cambio, però andiamo a vedere il video riassunto Olimpiadi Topografia, andiamo a vedere e intanto facciamo il cambio con altri due insegnanti docenti. Numerosa testimonia la grande importanza di questa manifestazione. Io ringrazio e saluto Giorgia Mastellotto e Anna Buovo che sono qui vicino a Mirella. Allora Giorgia, cosa vuoi dire? Allora, buongiorno a tutti e grazie mille per questa opportunità. Oggi sono veramente lieta di raccontarvi un'esperienza che ha cambiato radicalmente il modo di vedere l'Europa per noi studenti della prima ALS. Quando la docente ci ha proposto questa attività, noi ragazzi avevamo un'idea molto vaga di che cosa fosse l'Europa. Pensavamo infatti che fosse un'entità astratta a migliaia di chilometri di distanza. Attraverso questo progetto invece abbiamo capito come l'Europa fa parte della nostra vita quotidiana e come questa non si riduca solamente a burocrazia e a palazzi. Un'altra cosa molto importante di questo progetto è stata la Flipped Classroom, che è una metodologia di studio un po' diversa dal solito. Infatti per noi ragazzi è stata come una mezza rivoluzione. Questa metodologia si divide in due parti. In un primo momento studiamo e approfondiamo i materiali individualmente a casa. In seguito poi li discutiamo in classe con i compagni. Questo ha fatto sì che potessimo collaborare di più e rendere la classe più unita.
In un primo momento abbiamo fatto un viaggio nella storia dell'Unione Europea proprio per capire dove affonda le sue radici e da dove tutto ciò è partito, per poi andare ad analizzare alcuni dei trattati principali e capire quali istituzioni prendono parte ai diversi processi decisionali. Questo è stato veramente importante per la nostra classe perché infatti ci ha resi molto più uniti, ha sviluppato un forte senso critico in noi ragazzi e ci ha dato una grande curiosità per affrontare questi argomenti. Inoltre ci ha dato una marcia in più per il futuro e sicuramente sarà fondamentale per i prossimi anni e in generale nella nostra vita. Passo ora la parola alla mia compagna. Aspetta Giorgia, voglio farti una domanda. Prima parlavamo sia con la preside che con la professoressa Dal Pozzo, l'importante della squadra. Ma voi tra di voi fate squadra, sentite l'importanza della squadra, di essere assiemi, di dialogare, di condividere, di criticarvi anche. Quanto importante è la squadra? Uscire al mattino e sai che quando vai a scuola tu hai la tua squadra. Tantissimo, anche il fatto di sapere di avere vari compagni, che se è assente un compagno puoi stare semplicemente con qualcun altro, avere tantissime amicizie e saper di contare sulla collaborazione. Infatti anch'io ho notato in questo progetto che il lavoro che facevo a casa mi interessava, mi dava una spinta in più nel momento in cui poi andavamo a discuterne in classe, ma emergevano ipotesi diverse, era bellissimo poter discutere, sentire le varie opinioni delle diverse persone, perché appunto siamo tutti diversi, quindi è impossibile avere la stessa opinione su cose comunque uguali, trattate nello stesso modo, e quindi emergeva ancora di più questa diversità che trovo veramente magnifica, che ci unisce. Grazie Giorgia, sei stata veramente, soprattutto hai detto una frase che ho sentito da un'altra ragazza, un altro istituto dove io sono stata invitata, ha detto ai suoi professori: guardate che ognuno di noi è diverso dall'altro, abbiamo bisogno che voi ci ascoltate. Allora passiamo a Anna Buovo. Anna, è vero che dovete essere ascoltati, che avete bisogno dell'ascolto di questi insegnanti, di questi docenti, e soprattutto voi riuscite a capire se questo docente vi capisce, ha capito quel che c'è dentro di voi? Sì, certamente. Intanto buongiorno a tutti. E come ha detto Giorgia, l'importanza dei professori in particolare nell'adolescenza è una cosa molto importante, perché noi abbiamo il bisogno di essere ascoltati, perché ognuno di noi è diverso e ha bisogno di esprimere ciò che pensa. Dunque i professori, i docenti sono importanti in questa fase della vita perché servono anche per esprimerci meglio e per capire chi siamo. Senti, noi sentiamo, specialmente dalla politica, Anna, l'Europa non conta niente, cos'è l'Europa? L'Europa non esiste. Voi invece ci date un altro messaggio questa mattina, un messaggio molto importante, un'Europa inclusiva, un'Europa da scoprire, un'Europa culturale che può aiutarti molto a crescere. Cosa vuoi dire? Sì, noi vediamo l'Europa come una cosa tanto distaccata da noi, ma in realtà è una cosa molto molto importante perché ci rende dei cittadini attivi, è proprio parte della nostra vita. Infatti noi abbiamo fatto un torneo che ci ha permesso di analizzare molto meglio questa cosa. Abbiamo analizzato l'Unione Europea, dei diritti e dei doveri, che è un argomento molto importante per noi perché oggi più che mai è una cosa che noi sentiamo molto a cuore. Abbiamo analizzato le funzioni dell'Unione Europea, quindi abbiamo capito come funzionano i pesi e i contrappesi di questo potere comunitario. Successivamente abbiamo anche guardato l'Europa come un punto da cui partire. Infatti abbiamo visto tutte le attività che ci propongono a noi studenti e a noi giovani per gli scambi all'estero, e sono delle cose, come ha detto prima la nostra dirigente, molto importanti perché ci permettono di uscire dalla nostra comfort zone. Questo continui esercizi che abbiamo fatto, rielaborazioni, ci hanno permesso di partecipare appunto ad un torneo online che abbiamo fatto. Abbiamo fatto diversi esercizi, come sempre collegandoci al discorso di prima, in gruppo e individualmente, per confrontarci sulle varie ipotesi che avevamo formulato. E anche se non credevamo a questo risultato, ci siamo classificati al secondo posto nella graduatoria nazionale. Questo è un risultato che ci soddisfa molto perché non ce lo aspettavamo, ma siamo molto contenti perché siamo riusciti a fare un ottimo gruppo e siamo riusciti a lavorare di squadra. Ferma.
Allora, siccome facciamo entrare gli altri, preparatevi subito. Allora, saluta i nonni a casa, perché io ho i nonni che guardano e nessuno li saluta mai. Allora, salutiamo Anna i nonni. Cosa vuoi dire? Tu hai i nonni? Sì. Vuoi salutarli? Sì. Allora, ciao Franca, ciao Gianpietro, Luciana e Giuliana. E se state vedendo, un bacio a tutti quanti. Oh, finalmente. Vedete che la Mirella si ricorda di quello che mi dite. Sentiamo anche Giorgia, anche tu hai nonni, li vuoi salutare? Sì, ciao nonno Adolfo. Grazie, ti lasciamo il posto a un altro, vai. E Antonia, grazie mille, vi mando un bacio e un abbraccio, ci vediamo presto. Ecco, mi fa molto piacere e so che anche a casa hanno guardato un piacere enorme. Vedete ragazze, allora vediamo altre due ragazze che arrivano, eccole qua. Prendete il microfono, mi raccomando vicino alla bocca. Allora, chi parte? Tu chi sei? Guardate che belle che sono le nostre ragazze. Sentito come parlano? Guardate che parlano, non è vero che non parlano. Allora, come ti chiami? Chi sei? Buongiorno, mi chiamo Ijlal e questo inverno sono stata... Più vicino alla bocca, brava. Questo inverno sono stata a gennaio per una settimana in Svezia per uno scambio Erasmus. E lo scambio è venuto tra me e una ragazza che ha un anno in più di me. E è stata un'esperienza molto bella perché mi ha permesso, mi ha permesso di vivere per una settimana come un adolescente del posto e cioè vedere cosa facevano nel tempo libero e come andavano a scuola, cosa ne pensavano della vita in generale. E cioè, durante questa settimana ogni mattina noi andavamo a scuola con gli alunni che ci ospitavano e durante la mattina o seguivamo lezioni in inglese oppure anche in svedese e poi invece facevamo delle attività nel pomeriggio e alcune volte anche di mattina. In queste attività ci concentravamo di più sulla legislazione europea perché quella scuola era una scuola di diritto e economia e trattavamo come cos'era una direttiva, come veniva applicata, cosa doveva fare ogni Stato. E il pomeriggio poi c'erano anche altre attività organizzate, tour della città oppure anche una visita in una foresta locale e la sera poi quando tornavamo stavamo in famiglia e è stato molto bello perché cioè, io mi sono sentita tanto accolta da quella famiglia, mi facevano sentire parte di loro, proprio anche nei discorsi stavo un sacco con la mamma eccetera e quindi è stato molto bello. Senti, cos'è la parola per te integrazione e inclusione? Quanto importante è integrarsi, capire la parola inclusività, capire che forse se riusciamo a vedere la persona non come un diverso ma come una risorsa? Secondo me è molto importante perché siamo tutti esseri umani ed è molto importante perché un'altra persona ha dei pregi che ci possono aiutare, sa fare altre cose che noi magari non sappiamo fare e questo ci arricchisce tanto, quindi questa inclusione, questa integrità è molto importante anche per noi perché ci dà un qualcosa in più. Sentiamo anche questa signorina, tu chi sei? Allora io sono Maria, buongiorno a tutti, anche io ho fatto un'esperienza Erasmus nel mese di marzo e sono andata in Irlanda, precisamente nella cittadina di Buncrana. Ascolta Maria, spiega bene a casa cos'è l'Erasmus, perché non lo sanno mica, sai. Ecco, lo sentono, spieghiamo bene quanto è importante questa parola. Allora, l'Erasmus è un progetto di iniziativa europea dove dei ragazzi vanno in un altro paese dell'Unione e questo periodo può durare una settimana oppure anche diversi mesi e poi successivamente ci sarà uno scambio anche di entrata, quindi si ospiterà qualcuno proveniente da quel paese in cui si è stati. È gratuito? Sì, è tutto gratuito ed è finanziato dall'Unione Europea. Questa Unione Europea è massacrata che invece dà dei risultati, bisogna ascoltarli, però dai ragazzi li ascoltiamo questi risultati. Anche per te la parola integrazione, questi esempi negativi che sentiamo tutti i giorni, che sembrano veramente che tutti i ragazzi non siano perfettamente in sintonia con la parola legalità, con la parola rispetto, con la parola valori. Cosa sono i valori, soprattutto il rispetto per le persone, per la comunità, Maria?
Allora, secondo me i valori sono una cosa molto importante e infatti quando si va in un altro paese, ad esempio anche dell'Unione, bisogna rispettarli e accettarli e accoglierli come se fossero propri. E quindi, grazie a questi valori che noi abbiamo, riusciamo a creare una comunità che sarà più bella per le generazioni future. E sì, insomma, questo. Me l'hai spiegato molto bene. Ascolta, allora saluta anche tu i nonni, dai. Allora, in realtà i miei nonni non mi guardano. Non importa, ti guarderanno poi però sul telefonino questa sera, glielo fai vedere. Guardate che vi ho salutato, nonnini. Dai, vai. Allora saluto i miei altri nonni che sono Fidelma e Luciano e li mando tanti baci. Ecco, avete visto anche i baci, Maria ha dato anche i baci. E i tuoi nonni? E anche i miei nonni non mi stanno guardando, però lo stesso li saluto. Non gli avete detto che venivate in televisione? Ma i miei nonni sono tutti in Marocco. Ah, sono in Marocco? Sì, quindi... A proposito di Marocco, questi marocchini che si comportano male, io ho un amico grande che è Abdellah Karzagi, che veramente è la comunità Hilal, che è proprio un fratello per me, mi ha aiutato molto anche col banco alimentare, che lui farà questo grande concerto al Pala Verde proprio per far capire che il Marocco è anche un'altra cosa, non sono questi. Cosa ne pensi? E penso che siamo tutti diversi e si tende spesso a generalizzare, a unificare, quando in realtà ognuno è diverso e questo non dipende, i comportamenti di una persona non dipendono dalla nazionalità. Bravissima. Quando vedi questi esempi negativi ti arrabbi? Perché Abdellah si arrabbia molto, dice ma perché? Anche l'assessore proprio di Pieve di Soligo che ha avuto ospite proprio l'altro giorno, lui è del Marocco, anche lui era molto arrabbiato per questi comportamenti. Cosa vorresti dire a questi giovani tu? Di ricordarsi comunque che viviamo tutti insieme e di fare in modo di avere una convivenza civile, quindi di impegnarsi in modo tale che tutti siamo felici, contenti tra di noi. Anche perché poi vi mettono in imbarazzo queste storie, sono storie imbarazzanti per voi, perché poi è facile poi metterci le etichette, invece tu stai spiegando che non è il colore della pelle o la provenienza, è la persona. Esatto, mettono in imbarazzo quando ci sono persone anche dall'altra parte che assistono a questi comportamenti e tendono a generalizzare. Grazie, allora diamo lo spazio a altre due persone. Ragazzi, voi potete andare perché poveretti siete stati bravi, l'abbiamo visto bene. Ecco, vi lascio liberi, poi vi ascolteremo. Adesso chi arriva? Un ragazzo e una ragazza, eccoli qua, guardate che belli, sono questi i nostri ragazzi, non quelli che vi fanno vedere tutti i giorni, sono questi. Chi parte? Chi sei? Guardate che bella anche lei, molto sexy sei anche, Grazie. Io mi chiamo Giada, ho 17 anni e appunto frequento la scuola. Metti vicino il microfono, bravissima. E oggi volevamo parlare delle esperienze Erasmus in entrata, infatti io e Alessio abbiamo... Alza la voce, brava, impara, non ti preoccupare, perché giustamente abbiamo ospitato appunto, io ho ospitato una ragazza spagnola, Martina, per una settimana ad aprile. E appunto per me è stata un'esperienza comunque super positiva, nel senso che ho imparato molte cose sia dal punto di vista linguistico ma non solo, perché io e lei abbiamo condiviso tanto anche in amicizia. Infatti inizialmente ero molto preoccupata per la comunicazione, nel senso non sapevo se sarei riuscita a comunicare in inglese con questa ragazza. Invece... Cosa ti diceva questa ragazza? Ecco, quando è andata via, cosa ti ha detto? Ecco, che impressione ha avuto? Cosa ha imparato? Lei sicuramente ha imparato tanto sulla nostra cultura, perché con la mia famiglia siamo riusciti a organizzare sicuramente molte esperienze da condividere con lei, sia dal punto di vista della cultura, della cucina italiana, ma anche della vita quotidiana di tutti i giorni, perché comunque io non abito in una grande città, abito in campagna, in un paesino assolutamente normale, e è stato bello anche mostrarle quella che è la mia vita di tutti i giorni, perché comunque lei magari aveva abitudini diverse, sia dal punto di vista dei mezzi di trasporto, sia anche scolastici. Infatti le prime esperienze, quando abbiamo parlato insieme, lei mi ha parlato della scuola, quindi
di cosa faceva a scuola, dell'orario scolastico. E che diversità, cosa ha notato di diverso dalla sua scuola a questa scuola? Sicuramente sono tante, sia degli anni, anche non sono organizzate come qui in Italia, non ci sono per esempio verifiche o compiti, ma hanno esami magari a fine anno, quindi in realtà è molto diverso. Anch'io pensavo fosse molto più una cosa simile alla nostra, essendo che le due culture non sono così diverse. Come la giudichi l'altra scuola tu? Io penso sia meglio quella italiana, perché... Ma lo dici così o ci credi proprio? No, ci credo veramente, non perché c'è la mia cultura, il mio paese, ma perché penso sia più utile fare più verifiche e interrogazioni durante il periodo scolastico che tutte uniche solo a fine anno, perché si accumula lo studio e durante l'anno i ragazzi non studiano, non sono preparati. Prof, avete sentito cosa ha detto? Brava, complimenti. Adesso conosciamo anche questo ragazzo, bellissimo anche lui. Chi sei? Buongiorno a tutti, io sono Alessio e anch'io frequento l'ISIS Marco Casagrande. E anch'io come Giada quest'anno ho partecipato al progetto Erasmus e ho ospitato un ragazzo spagnolo, Javier, e devo dire che questa esperienza è stata davvero fantastica perché mi ha insegnato a relazionarmi con le persone, che prima di questa esperienza comunque facevo più fatica. È stato davvero un grande insegnamento, mi ha aiutato con la lingua perché comunque non sono mai stato abituato a parlare in inglese nella mia vita quotidiana e invece questo mi ha aiutato molto. E devo dire che secondo me la parte più bella di questa esperienza, se dovessi sceglierne una, è stato il loro arrivo, perché quando sono scesi dal treno in stazione, guardarli nel volto, vedere i loro sorrisi mi ha fatto capire che loro ci tenevano un sacco a questo progetto, come ci tenevo io d'altronde. Mi ha fatto capire che dovevo fare in modo che si trovasse al meglio qui, anche che doveva stare a casa mia, e mi ha fatto crescere la voglia di fargli fare più esperienze possibili, farlo sentire a suo agio. È stato davvero molto bello. Partiristi anche subito un'altra volta? Subitissimo. Subitissimo, avete capito, subitissimo. Allora sentiamo Daniele, velocissimo. Daniele, ciao. Pronto, buongiorno. Innanzitutto Mirella, volevo sapere se posso parlare italiano o indietro. Quello che vuoi tesoro, vai tranquillo. Allora parlo italiano per rispetto, Gentilini. Ciao, Bianco come fai? Bianco, come sei? Dio, patria e famiglia. Dio, patria e famiglia, Gentilini, povero Gentilini. Vedo questo qua, mi vuoi fare un appello a Luigi Bacciali. Sì. Se a Focus può fare diretto un carà. Va bene, glielo diremo Daniele. Grazie, devo correre perché è importante, il dialetto è anche importante capire, anche la lingua che molti di noi parlano. Siamo cresciuti anche col dialetto, questi ragazzi un po' meno giustamente perché ecco, il mondo cambia, va avanti, però il dialetto è una cosa veramente importante. Io delle volte leggo anche in dialetto perché non è mica facile, ma ci riesco perché l'ho imparato molto bene. Ascolta Alessio, tu hai detto una cosa importante, la difficoltà a relazionarmi. Prima non ero così. Quanto importante è riuscire a esprimersi e soprattutto capire l'importanza della parola? Secondo me è proprio una delle cose più fondamentali nella vita di una persona, imparare come stare con gli altri, come attaccare un discorso, come imparare a relazionare, perché ti aiuta ad avere amicizie. Una vita da solo non è una bella vita, devi trovare qualcuno con cui stare. Questi telefonini, dicono, sono sempre con questi telefonini, è vero o non è vero? Li lasciate anche da una parte oppure, ecco, loro sono riusciti a prendervi la mano, questi mezzi di comunicazione infernali? Allora, sì, sono d'accordo che molti parlano del fatto che i telefoni diminuiscono la relazione tra le persone, tutte queste cose qui. Però secondo me non è del tutto vero, perché con i telefoni noi ci scriviamo, ci mandiamo foto, facciamo tutte queste cose qui che comunque aumentano l'amicizia tra le persone, perché se noi passassimo tutto il giorno senza sentirci mai, nel momento in cui non possiamo trovarci, perché comunque anche io abito in un paese distante dalla mia scuola, non ho sempre la possibilità di andare a incontrare i miei amici che comunque abitano tutti lì, senza l'uso del telefono io non potrei mai sentirli, non avrei la possibilità di parlare con loro, di stare con loro, e quindi secondo me questo anche è un mezzo importante per relazionare con gli altri. Ovvio, non deve prendere
tutto il controllo su di noi, non dobbiamo diventare dipendenti, questo è sicuramente vero. Allora saluti i nonni, ai nonni, tu Alessio. Sì, certo, dai. mi stanno tutti guardando. Ah, adesso no, questi li stanno. Allora, cosa vuoi dire a questi nonni? Beh, intanto saluto mio nonno Mario, mia nonna Gabriella, mio nonno Gianni e mia nonna Loretta. E voglio ringraziarli per tutto quello che fanno per me, per il loro supporto, e gli mando tutti gli auguri possibili. Ascolta, li vai a trovare? Sì, certo. Ah, ecco. E tu invece, Giada? Io anche ho i nonni, saluto la nonna Liviana e il nonno Graziano, vi voglio tanto bene e spero di vedervi presto. Ma tu vai a trovarli questi nonni? Certo, sempre. Allora io vi faccio questo appello, ragazzi, guardate che loro hanno bisogno di voi. Voi non avete idea quanto bisogno hanno di sentirvi, di vedervi, di accarezzarvi, di essere accarezzati, questi abbracci. Mi raccomando, guardate che vi faccio un appello perché sento di farlo. Perciò grazie anche a voi, vediamo altri ragazzi, chi arriva adesso, vediamo chi arriva, velocissimi che facciamo il cambio. Ma sono proprio belli, avete visto, anche bravi, e non è vero che sono proprio sempre con sto telefono in mano. Tu sei? Io sono Benedetta. Benedetta, dai. E noi oggi siamo qui per parlare del progetto e-twinning che è stato intrapreso dalle classi seconda B liceo Scienze Umane e seconda B liceo Scientifico dell'Istituto Marco Casagrande. Guardate che begli occhi che ha Benedetta. Allora, il progetto e-twinning, quando si parla di e-twinning si parla di questa grande comunità di scuola europea che è stata fondata nel 2005 su proposta della Commissione europea e ancora oggi è parte integrante del progetto Erasmus+. Nel progetto e-twinning vengono utilizzate delle specifiche tecnologie per creare uno spazio di lavoro sicuro dove mettersi appunto in contatto con docenti e alunni di altre scuole europee, sempre attraverso la tecnologia. Infatti si basa sul gemellaggio elettronico, quindi a differenza del progetto Erasmus lo rende così disponibile a tutti. Il progetto e-twinning a cui abbiamo partecipato quest'anno si chiama Cittadini di domani, giovani che costruiscono l'Europa. L'obiettivo che si prefigge questo progetto è quello appunto di unire alunni e docenti di scuole europee diverse e di farci comprendere il significato di quella che è una cittadinanza attiva. Grazie a questo progetto, diversi lavori e attività, abbiamo anche compreso quelli che sono i valori civici ed europei, come la libertà di pensiero, di parola, la giustizia e la democrazia. E quindi grazie a questo progetto e alle diverse attività abbiamo sviluppato le nostre competenze linguistiche e tecnologiche, ma soprattutto abbiamo compreso quella che è la nostra identità di cittadini europei. Quanto importante è il digitale per voi? E soprattutto si inizia a parlare di intelligenza artificiale anche nei compiti. Io ho avuto un insegnante che ha detto non do più compiti a casa perché mi arrivano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Capite dove c'è l'asticella che non dovete sorpassare, che dovete fare un passo indietro? Cosa ne pensi? Allora certo la tecnologia è molto utile, specialmente in questi tempi che quasi è indispensabile per mettersi in contatto con altre persone, però penso che comunque essendo razionali si riesce a capire dov'è il limite per appunto l'utilizzo di questa tecnologia, quindi come diceva Alessio prima l'importante è che non ne diventiamo dipendenti e che non la usiamo per tutto, diciamo, perché non è così fondamentale. Quando parlate tra di voi ne parlate di queste cose, di avere un limite in certe situazioni? Sì, molte volte viene fuori questo discorso perché in realtà anche a noi spaventa un po' questa intelligenza artificiale, nonostante la usiamo spesso, è proprio questo, il fatto di usarla spesso ci porta, diciamo, la paura di usarla troppo, ma comunque sappiamo tenere i limiti. Avete capito? Allora sentiamo anche questo giovanotto, chi sei? Grazie, buongiorno a tutti, il mio nome è Marco Augusto e oggi invece parlerò delle attività che abbiamo svolto durante il progetto e-twinning. Il progetto e-twinning consiste nello svolgimento di diverse attività che ci venivano assegnate dalle nostre professoresse di inglese settimanalmente. Le attività variavano dal creare presentazioni, immagini, loghi, rispondere a dei quiz online e riflettere su certe tematiche. Ad esempio? Una tematica?
Ad esempio, una volta ci hanno chiesto di immaginarci come dei politici del Parlamento europeo e dovevamo pensare a delle proposte di leggi per cambiare la nostra vita e il mondo, l'Europa. Questa tematica intrigante, impegnativa. E cos'è successo? Beh, intanto tutti avevano per me buone idee che non sempre da parte dei politici magari ne escono fuori. Tranquillo. E, magari si parlava specialmente, ad esempio, dell'inquinamento, si parlava del sistema scolastico, della sanità e di questo genere di cose che sono dei problemi di vita quotidiana che affliggono un po' tutto il mondo. Io dico sempre, vediamo se siete d'accordo, che il mondo è nelle vostre mani, il futuro è nelle vostre mani. Però voi capite l'importanza del futuro, non della politica, del futuro. Voi cercate di dare anche degli esempi, e l'hai spiegato molto bene tu, cercando di far capire i vostri valori. E io sono convinta che la bellezza e la cultura salverà il mondo. Tramite voi, ecco, la cultura che voi continuate a spiegarla anche questa mattina, l'importanza di rapportarsi con altre realtà, con altre etnie, con altre culture, ti fa aprire la mente. Io sono convinta di questo. Sei d'accordo che la cultura salverà il mondo? Se ce la lasciano, perché bisogna vedere se ce la lasceranno. Allora, anche per me la cultura è molto importante, inizialmente già dalla scuola che ci istruisce, ci insegna, o anzi ci dovrebbe insegnare a come vivere il futuro, un domani, e soprattutto essere persone acculturate ci permette di non essere magari truffate, di non essere, di avere una mente propria e avere un proprio pensiero critico, che penso sia una delle cose più importanti per noi giovani. E quindi appunto questo genere di cose, persone istruite per me salveranno un domani rispetto a persone che sanno poco o che ignorano. Grazie, saluta i nonni. Vorrei salutare mia nonna Alida e mia nonna Luciana, che penso mi stiano seguendo, e mando loro un abbraccio, un bacio e tanti baci. Bello. Sentiamo anche Benedetta. Allora io saluto la nonna Carla, nonna Nicla e nonno Daniele e li saluto tanto, se mi stanno guardando spero. Li mandi i baci? Sì, certo. Tanti baci? Sì. Sono buoni questi nonni? Sì. Tanto buoni, vero? Sì. Ecco, sentite. Grazie. Vediamo adesso chi arriva, prego. Sì, va bene, prego. Veloci ragazzi, velocissimi. Dove vuoi? Vieni vicino a Mirella. Chi canta? Lui. Allora, intanto presentati, chi sei? Io sono Isein Nesimoschi, però tutti mi conoscono come Isco e faccio parte... Isco? Sì. Bene, allora ti chiamo Isco? Sì. Allora Isco, mai sei qui, cosa hai preparato per oggi? La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Sentiamo allora questa canzone alla base, adesso parte la base, vedi dalla regia sono molto attenti, ringraziamo Edoardo, parti con la base e sentiamo questa canzone. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino ad una finestra, lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava a Fred Astaire e chi non ha mai visto nascere una dea. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui garfano rosse parole, una vecchia cabriolet, lei vestita come la Rogers, fulmini e sete lassù nel cielo blu il loro nome, argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è
una scommessa d'amore. Tu chiamami, ti vestirò come una stella di... Bravissimo, Grazie. bravissimo, bravissimo. Grazie È partito un po' emozionato, ma poi un po' alla volta non è facile. Cos'è la musica per te? Riuscire a esprimerti anche con queste canzoni, con le parole, perché una cosa bellissima che io ho visto, l'emozione. Ecco, io voglio emozionare i ragazzi quando vengono qua e ho visto che ci riusciamo davanti alle telecamere, devo provarci, devo riuscirci. Cos'è l'emozione e la musica? Per me emozione e musica sono una parola sola per me. Io non riesco a immaginarmi neanche un minuto della mia vita senza la musica. È una parte importante della vita di, credo, qualsiasi persona. La musica influenza, credo qualsiasi cosa, diciamo, anche un po' come vivi la giornata, come vivi magari anche, per esempio, i film. Nei film ci sono delle scene, magari la tensione è dovuta dalla musica, perché senza la musica chiaramente non puoi creare tensione, non puoi creare, diciamo, quelle piccole emozioni che escono quando... Esatto, esattamente. Cosa. Senti, quando hai capito che c'era questa passione dentro di te? Perché sai, io ho avuto, vengono tante eccellenze, cardiochirurghi. Dico, io a 6 anni sapevo già che facevo il cardiochirurgo, avevo già scritto che facevo. Tu quando hai capito che la musica ti apparteneva? Anch'io da piccolo. Però principalmente grazie alla mia famiglia, da parte di mio padre, credo la maggior parte sono cantanti. Mio nonno cantava molto, mio papà cantava molto, ed è tutto partito da mia bisnonna, che era bosniaca. Che la ricordiamo allora, Sì, giusto? sì, me la ricordo. È la radice, vero? Visto che parliamo Esatto. di radici. Già da piccolino cantavo qualcosina, però non ovviamente professionalmente, e a 12 anni mio papà mi ha iniziato un po' a insegnare e adesso pratico canto insieme a una professoressa di musica, e sì, da 2 anni circa lo faccio. Ascolta, eppure voi questi messaggi importanti li lanciate, basta vedere la partecipazione ai concerti, cioè voi fate capire l'importanza per voi della musica, e ogni stagione, ogni età ha la propria musica, dobbiamo anche capire, no? Ecco, cosa vedi? Secondo voi fanno fatica a capire chi di dovere, che dovrebbero investire di più su questa, anche sulla musica, su questi concerti, ecco, non essere fortunati ad abitare in quella città, dovete spostarvi molto a volte. Quanto importante è l'investimento per te che devono fare nella musica, che poi è arte e cultura? Secondo me è molto importante investire sulla musica e, diciamo, su tutto quello che riguarda, per esempio durante i concerti, lo showman che mostra un po', che fa cantare il pubblico, magari un po' di coriandoli, un po' di palloncini un po' in giro per tutto lo stadio, quel che è. È importante perché poi entra in gioco anche l'abilità, diciamo, non abilità, ma il fattore vista, perché vedere un cantante che canta senza, diciamo, muoversi, senza interagire col pubblico un po', senza un po' di effetti scenografici, è un po' noioso, come tutti ben sappiamo. Mi sembra che ci marciano molto su questo i cantanti, Sì. Mi sembra che proprio ci marciano tantissimo. Un'altra cosa, perché hai scelto questa canzone e questo brano? Perché venendo qui hai deciso di portare questo brano e cantarlo? La nuova stella di Broadway rappresenta, almeno dal messaggio che ho cercato di interpretare io, diciamo, il voler ricominciare, oppure nel credere di ricominciare. Quindi scommessa d'amore, come dice la canzone, di questo ragazzo che dice: tu chiamami, ti visterò come una stella di Broadway. Quindi credere nei propri sogni. La figura femminile è una stella per te? Ma figura femminile in generale oppure tipo In le generale, persone? in generale. Ma sì, dai. Dalla più piccola alla più grande? Per arrivare ai nonni, no? Non sono le stelle. Ha ragione, sì. Li salutiamo? Va bene, saluto, diciamo, un po' tutti i nonni, non solo i miei, in primis i miei.
e vi mando un bacione, un salutone a quelli che mi stanno guardando. E grazie, diciamo grazie a loro se siamo qua, è Sì. vero. E adesso noi andiamo in pubblicità. Altre due ragazze, allora con chi partiamo? Chi sei? Buongiorno, mi chiamo Linda. Ciao Linda. Allora cosa vuoi dire Linda? Vuoi commentare qualcosa che hai sentito? Prego. Oggi vorrei parlare di un progetto che ha partecipato la mia classe, che è stato il progetto Lampedusa, Porta d'Europa, che è stato un progetto che è servito per integrare l'educazione interculturale. Infatti siamo andati alcuni giorni a Lampedusa, dove abbiamo Ferma, cosa ti ha colpito di Lampedusa? Perché noi la vediamo sempre Sì. con queste persone che arrivano, con questi sbarchi. Tu cosa hai visto, cosa hai notato e cosa ti è rimasto di Lampedusa? L'ambiente, le case, io mi aspettavo un'isola. Racconta, un'isola. E mi ha colpito le città, anche gli abitanti. In realtà erano persone normalissime, gentilissime. Molto accoglienti, vero? Sì, sì, forse anche abituati a turisti e anche con altri. Sì, io sono andata con la mia classe, siamo stati alcuni giorni, ovviamente una settimana praticamente, e abbiamo fatto dei laboratori, dei dibattiti, dei seminari con anche altri studenti di vari paesi d'Europa. E tutto è cominciato a Lampedusa, poi siamo tornati a scuola e c'è stato anche un altro laboratorio che è stato Semi di Lampedusa, dove abbiamo incontrato il dottor Bartolo, che è il medico di Lampedusa, che è stato il medico di Lampedusa e adesso è un europarlamentare, e anche Tarek, che è il presidente del comitato 3 ottobre, che sì, serve per ricordare... Vediamo cos'è questo comitato 3 ottobre. Il comitato 3 ottobre è appunto un comitato che serve per ricordare purtroppo la tragedia del 3 ottobre del 2013, in cui nel Mediterraneo sono morte purtroppo 268 persone che sono state vittime di un naufragio a Lampedusa. Cosa vuol dire per te essere su questa isola dove purtroppo abbiamo visto tante morti, tanta sofferenza, e poi contrapporre questa accoglienza di questa meraviglia di popolazione? La prima cosa che ti ha colpito è stata l'accoglienza, non avrei mai immaginato. Sì, l'accoglienza, perché molte persone diciamo che sono un po' diffidenti dai migranti, diciamo in generale, e secondo me è servita perché vedere con i propri occhi queste persone, vedere la loro sofferenza, vedere ciò che hanno dovuto attraversare, perché poi noi abbiamo anche incontrato i superstiti di questa tragedia. E abbiamo proprio visto la paura di intraprendere questo viaggio, la speranza che hanno avuto per arrivare in una nuova terra in cui speravano di avere nuove possibilità. E che non tutti hanno trovato. Sei diventata più accogliente? Sì. Vedi cosa vuol dire toccare con mano. Sì. Sentiamo anche chi sei tu. Buongiorno a tutti, io sono invece Giulia. Ciao Giulia. E oggi vi voglio parlare di quella che è in realtà la continuazione del progetto che è partito a Lampedusa e ha fatto tappa infatti a Pieve di Saligo, dove, come ha detto la mia compagna, abbiamo incontrato il dottor Bartolo. E poi come ultima tappa diciamo che è approdato a Bruxelles, più precisamente nel Parlamento europeo, che è stato un luogo di scambio tra noi studenti, non solamente del Veneto, ma di tutte le regioni italiane e anche di qualche stato estero, come per esempio la Francia. E è stato un luogo di scambio in cui abbiamo avuto l'occasione di relazionarci con appunto gli europarlamentari, l'onorevole Benifei e l'onorevole Strada. Cosa ti ha colpito di questo Europarlamento? Cosa hai visto? Allora, ciò che ho visto nell'Europarlamento, diciamo che è difficile
riassumerlo, però se devo dire la cosa che mi ha colpito di più, potrei dire la disponibilità all'ascolto, senza avere un preconcetto, senza avere qualche cosa in mente di quello che verrà detto. Per esempio, quando noi abbiamo parlato come studenti, ci si può aspettare a volte che la nostra opinione non conti così tanto, oppure che veniamo presi come studenti o come giovani che hanno vissuto troppo poco per riuscire a sapere di certi argomenti, ma ho potuto constatare felicemente, che la nostra opinione e ciò che noi pensiamo invece è stata molto valorizzata in Parlamento. Infatti abbiamo parlato a lungo tempo solamente noi, quindi dei rappresentanti delle scuole, e abbiamo parlato di diverse tematiche molto importanti. Si è parlato per esempio di diritto all'identità, perché uno dei problemi maggiori che si possono constatare nel flusso migratorio è molte volte la tendenza a non dare un nome ai corpi, no, che vengono trovati, e noi pensiamo invece che il diritto all'identità, a dare un nome, sia molto importante per restare umani. Cosa intendo? Perché secondo noi per rimanere umani è necessario coltivare quella che è la memoria dell'individuo, no? E quindi non si può ricordare un individuo se non ha un nome. E forse essere intrigati anche un po' di più alla politica, magari una passione, quando tocco con mano magari vedo la politica in maniera diversa, mi intriga o sbaglio? Certo, no, ha ragionissima, perché toccare la politica con mano vuol dire dare un grande peso a quella che è la partecipazione, e la politica senza partecipazione non funziona. Una delle basi della politica appunto è che noi giovani in primis ci interessiamo appunto alle tematiche d'attualità, che è quello che tutto il progetto porta avanti, e siamo desiderosi di partecipare, perché senza la nostra partecipazione, come ho già detto, la politica rischia di diventare una messa in scena, recitata da altri, ma la politica non è una messa in scena, è la nostra vita, e noi dobbiamo essere pronti a prendere la responsabilità di viverla. Ascolta, sai che io sono anni che dico che darei il voto ai sedicenni, però più di qualche professore mi ha detto che non siete preparati. Io non ci credo, non so se è preparato l'80enne o il 40enne, io non ci credo. Tu cosa rispondi? Secondo te, se ti dessero la possibilità di votare, sapresti votare? Secondo me, sicuramente è un problema complesso e variegato, ci sono molte ragioni da analizzare, però la mia opinione personale è che noi giovani dovremmo essere incitati di più alla partecipazione politica, questo sì, assolutamente, perché noi molte politiche sono dirette anche a noi, appunto tutto quello che noi portiamo oggi della nostra scuola e dell'Unione Europea è indirizzato a noi, e sebbene è vero che ci sia bisogno di adulti che magari indirizzano quelle che sono le risorse, è anche vero che noi dovremmo avere il diritto e la possibilità di esprimere quella che è la nostra opinione per ciò che ci riguarda. Perfetto, sentiamo anche tu, signorina, saresti pronta a votare se ti dessero la possibilità? Io personalmente non mi sentirei in grado, ma perché non sono, come credo anche tanti altri ragazzi, non hanno mai approcciato la politica o non sono mai stati spinti. Saresti intrigata? Sì, anche se non saprei da dove cominciare, però magari se anche dei professori o anche i genitori spingessero i ragazzi. Anche sì. Se ti aiutassero, esatto. Anche sì. Saluti i nonni, che facciamo entrare altre persone. Ciao Lorenzo e ciao nonna Luciana. Allora, anch'io saluto i miei nonni, che spero mi stiano guardando. Saluto Ennio e Ginetta e Isidoro e Rosanna, vi mando un bacione e non vedo l'ora di tornare da voi. Ditemi che non sono stata brava stamattina, tutti. Grazie ragazze. Abbiamo, intanto che facciamo il cambio, che abbiamo Antonio da Padova. Velocissimo Antonio, vai. Buongiorno Mirella, buongiorno anche ai ragazzi che sono con voi. Io volevo dire ai ragazzi che non è vero che i giovani sono troppo giovani. Noi andiamo a votare, votiamo e dopo 4-5 giorni ci accorgiamo che abbiamo sbagliato a votare, infatti si vede. Non va mai bene niente, quindi i giovani non c'entrano niente. Siamo noi anziani, dico la verità, e mi metto in mezzo anch'io,
che siamo un po' bauchi. Buongiorno, Grazie Mirella, Antonio, devo grazie. chiudere, se no non ce la faccio, ti ringrazio di aver chiamato. Conosciamo allora questi ragazzi, chi sei? Buongiorno a tutti, io sono Elia. Elia. E quest'oggi sono qui per presentare il progetto di debate che la nostra scuola offre a noi studenti. Partirei innanzitutto definendo cos'è il debate, poiché è un'attività che magari di cui non si sente parlare tutti i giorni. E spiegherei cos'è il debate spiegando cosa innanzitutto non è. Infatti non bisogna pensare al debate, ossia letteralmente al dibattito. Dibattito, come, esattamente, come un talk show televisivo dove i concorrenti cercano di avere la meglio l'uno sull'altro, parlando con toni di voce sempre più alti, interrompendo l'avversario. No, il debate non è questo, bensì è un confronto tra due squadre che tentano, ponendosi a favore o contro un determinato tema proposto dalla giuria, e tentano di convincere la giuria per l'appunto che la propria posizione sia la migliore su quel tema. La cosa interessante del debate è che non per forza la posizione che ciascuna delle due squadre sostiene è la posizione che di cui effettivamente i concorrenti concordano. Ciascuno deve, a seguito dell'assegnazione della posizione riguardo alla mozione, ciascuno deve sostenere con argomentazioni valide la propria posizione. Un'argomentazione valida quale potrebbe essere? Beh, un'argomentazione è valida se è oggettiva, il più oggettiva possibile, e se può essere riconosciuta da più persone. Non ci vuole soggettività all'interno di un dibattito, o meglio, meno soggettività c'è e più c'è possibilità di vincere il dibattito. Sentiamo anche questo ragazzo, chi sei? Buongiorno a tutti, sono Brian. Ciao Brian. E volevo anch'io comunque, rifacendomi a quello che ha detto Elia, soffermarmi sull'importanza del dibattito anche come strumento di intanto pratica della democrazia, in quanto in questo processo di dialettica eristica comunque pur trovandosi noi in questo contesto, riusciamo a sviluppare enormemente una consapevolezza propria, una consapevolezza di quello di cui stiamo dibattendo e anche delle varie posizioni, delle varie serie di punti di vista. E per esempio posso raccontare io l'esperienza che ho provato poiché per il secondo anno di fila il Casagrande è riuscito a qualificarsi ai campionati nazionali di dibattito rappresentando il Veneto. Ci siamo recati appunto a Marina di Massa in Toscana e abbiamo dovuto affrontare una serie di dibattiti di due tipologie. Abbiamo avuto quelli preparati che avevamo già pronti da mesi. Che toccavano quale argomento? Toccavano principalmente due argomenti in generale durante questa nazionale, quello sulla parità di genere e sull'intelligenza artificiale. Oltre appunto a questi abbiamo avuto sempre sugli stessi argomenti una serie di impromptu, ossia sono questi dibattiti che bisogna preparare al momento con pochissimo tempo, con una serie di conoscenze generali e un libro che riporta una serie di statistiche oltre a un Qual è il dibattito dizionario. che ha intrigato di più di questi due? Io penso sia quello sull'intelligenza artificiale, che proponeva appunto di porre una moratoria che servisse, fosse funzionale a sviluppare dei sistemi per prevenire gli eventuali problemi, perché come sappiamo l'intelligenza artificiale ha una serie di strutture che vanno oltre alla semplice ragionamento umano, provando ad emulare appunto il modello di un cervello con il neural networking. Ci sfuggono quelle che sono tutte le serie di statistiche che esso collega e che non si limitano al semplice input e output, quindi era molto interessante. Senti Brian, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, ma la parola etica vicino all'intelligenza artificiale per te è importante? Beh, certamente in un mondo che si sta sempre più sviluppando sotto un aspetto di tecnologie digitali,
è fondamentale che iniziamo a porre anche dei principi etici su quelle che sono le nuove tecnologie. Non possiamo andare avanti senza prima pensare a quello che stiamo sviluppando. Dobbiamo comunque prima di tutto comprenderle, ma prima di tutto anche pensare e se veramente queste tecnologie stessero prendendo una serie di connotati, come dobbiamo noi reagire in base a questi connotati che si stanno acquisendo. Bravissimo, Dov'è il limite? sentiamo anche, dai, anche tu sull'intelligenza artificiale, poi salutate i nonni e facciamo entrare altre due persone, veloce, vai. Allora, l'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento, utile o meno utile, è uno strumento innanzitutto. Dunque è importante sottolineare non se l'intelligenza artificiale sia buona o cattiva, ma se l'uso che noi ne facciamo sia buono o cattivo. Bravissimo. E in la questo, mano dell'uomo poi esattamente, perché siamo noi che poi la usiamo questa intelligenza artificiale, e qui entra in campo, come ha detto adesso Brian, l'etica che sta dietro il nostro utilizzo. Saluti i nonni? Certo, saluto Luciana, Mariangela e Celeste. Niente baci? Certo, un bacione. Un bacione. Io saluto mia nonna Flora e le mando tanti baci, e mia nonna Teresa che ha 5 giorni che mi sta chiamando per sapere che deve vedermi assolutamente. Oh e Teresa, che hai visto che l'hai visto? attende la mia entrata in politica un giorno o l'altro. Tu voteresti allora se ti dessero la possibilità? Certo, se avessi la possibilità, informandomi maggiormente, perché ovviamente avendo meno possibilità mi limito a quello che posso ancora gestire, mi informerei, anzi Saresti pronto? Sarei pronto, penso di sì. Grazie, grazie, vediamo chi arriva adesso, grazie ragazzi, velocissimi, altri due ragazzi, eccoli qua. Ditemi se non sono belli e bravi, ma vedete gli esempi che ci sono è che non ve li fanno vedere, vi fanno vedere sempre quello che vogliono e noi invece li facciamo vedere. Chi arriva e chi è arrivata adesso? Buongiorno a tutti, io sono Maria Colletta e sono una studentessa di quinta liceo scientifico appunto al Casagrande, e volevo parlare di un'esperienza che per me è stata molto formativa a livello sia scolastico che, a dire il vero, molto umano. È stata un'esperienza che si è svolta a Roma e riguarda l'UNESCO. Infatti la nostra scuola fa parte delle 13 scuole italiane appartenenti all'ASPNET, un'associazione che accomuna le nostre scuole nel territorio italiano appunto con tramite ideali, tramite idee che si ispirano a quelle che sono promulgate e volute dall'UNESCO, come per esempio quella della pace, quella del rispetto del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani che sono dovuti a tutti, a prescindere dall'individuo che sia davanti. Ecco. È stata un'esperienza davvero molto bella perché ha radunato ragazzi da ogni parte d'Italia con un solo scopo, ovvero quello di redigere una carta da poi poter pubblicare appunto sul sito dell'UNESCO con una raccomandazione. A chi si rivolge questa raccomandazione? A tutti, ma specialmente ai giovani. Infatti hanno chiamato proprio noi, giovani di tutta Italia e studenti e studentesse, per chiederci qual è la maniera più diretta che possiamo usare per far capire ai giovani questi valori, in che maniera possiamo fargli capire che loro sono il mezzo di pace, loro sono il mezzo per raggiungere questi diritti. E noi allora abbiamo subito risposto, anche grazie alla nostra scuola, a questo richiamo, e abbiamo cercato di fare del nostro meglio per produrre un elaborato scritto e anche grafico, per appunto promuovere questi valori che per noi rappresentano la base della convivenza civile, ma anche la base per un futuro comune in cui chiunque possa sentirsi a casa in qualsiasi paese. Quando senti che qualcuno dice i giovani non hanno valori, tu invece che stai cercando di far capire l'importanza che dà anche la scuola, l'insegnamento a questa parola, cosa vuoi rispondere? Io penso che i valori siano fondamentali. Beh, lo dice la parola stessa, insomma, non è una novità, ma i valori sono fondamentali anche nei giovani e in questo io penso che siano ben radicati in loro, e questo grazie anche ai loro genitori, ai loro nonni, ma anche alla formazione scolastica che ci viene data. Infatti la nostra scuola in particolare, ma in generale la scuola italiana, tramite anche il programma di educazione civica che è stato introdotto anche
per questo, trasmette ai suoi giovani dei valori fondamentali, e quindi io mi sento di dire in realtà che i valori sono ben radicati nei giovani d'oggi. Avete capito? Siate tranquilli, il futuro è nelle loro mani con i valori, dicono. Sentiamo anche questo giovanotto, chi sei? Allora, buongiorno a tutti, Buongiorno. sono Leonardo, frequento il quinto anno del Nome liceo importante, scientifico. Leonardo, È un nome importante, sì, e insieme a Maria a febbraio ho avuto l'opportunità di recarmi a Roma per svolgere proprio questo progetto promosso dall'UNESCO, dalla rete delle scuole ASPNet, di cui il nostro istituto fa parte, e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in particolare l'ufficio che si occupa dell'internazionalizzazione dei rapporti con l'UNESCO. Ci siamo recati a Roma e in un tempo brevissimo, in realtà 2 giorni, 26 studenti provenienti da tutta Italia abbiamo redatto questo documento nel quale abbiamo specificato e abbiamo indicato come si può essere portatori attivi di pace oggigiorno nel 2026, e questo è stata veramente un'esperienza dal mio punto di vista molto importante per una serie di ragioni. La prima Scommetto ragione... che non saresti più tornati? Stava bene a Roma? Ma insomma a Roma si sta bene, sì, Città anche eterna, perché città eterna, l'importanza della città, è una città veramente magnifica che avevo già avuto modo di visitare e spero di poter visitare nuovamente altre decine di volte, perché è una città meravigliosa, ma lo è stata anche l'esperienza che abbiamo vissuto. Innanzitutto lei prima parlava negli interventi precedenti dell'importanza del lavoro di gruppo, ecco, quello è stato una grande palestra proprio di team working, perché mettere insieme 26 ragazzi che non si conoscono perché arrivavano da scuole differenti, regioni diverse, con anche idee diverse magari su proprio il tema che dovevamo affrontare. La pace è una parola sì universale, però che ognuno di noi può riempire con numerevoli accezioni e significati personali, quindi abbiamo dovuto trovare una quadra, abbiamo dovuto trovare una sintesi proprio del nostro pensiero e metterla nero su bianco in questo documento, che era anche molto esteso nella sua versione originale. Però di ce l'avete messa 18 tutta. pagine, e che è stato poi consegnato all'ufficio per l'internazionalizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Grazie, allora saluti i nonni? Certo, saluto i nonni Antonio e Loris, le nonne Claudia e Marisa, i miei genitori che non penso mi stiano guardando in questo momento perché sono a lavoro, ma avranno magari modo di recuperare poi il mio intervento, e se ci dovesse essere qualcuno collegato in questo momento saluto i miei amici. Ecco. I professori non li saluti? Certo, i professori li saluto, saluto anche la dirigente che ci ha permesso, attraverso tutti i progetti in cui lei crede, che ha finanziato, di essere qui quest'oggi e di avere innumerevoli esperienze che ci hanno fatto crescere non solo come studenti ma soprattutto come persone, e essendo quest'anno stato anche rappresentante di istituto ho potuto toccare veramente da vicino questo suo lavoro. Saluto tutti i professori che sono qui presenti e quelli che non sono qui presenti. Chi arriva Grazie. adesso? Eccoli qua, altre 2 ragazze. C'è un ritorno, vedo, c'è un ritorno. Allora sentiamo l'altra ragazza, chi sei? Prego, vai. Buongiorno a tutti, io sono Greta. Greta. E sono qui per presentare il progetto Europa. Un progetto durante il quale abbiamo organizzato uno spettacolo di danze, e la cosa particolare è che abbiamo cercato di mettere assieme vari stili di danze e anche le danze etniche delle varie culture europee, ed è stato bello vedere come tanti stili diversi e tante culture diverse si sono unite assieme. E secondo me questa potrebbe essere una metafora dell'Europa, cioè un organismo unico e coeso che però è formato da parti diverse tra loro, ma tutte belle. Cioè voi credete all'unione, fare una bella squadra con tanti paesi, tante culture, è veramente l'importante
l'importante anche questi studi che fate, questi viaggi all'estero che vi fanno aprire le menti, capire cosa sono i valori, il rispetto della cultura. Prego. Sì, io infatti volevo accennare che cos'è questa festa dell'Europa che noi celebriamo da diversi anni. Per noi è veramente un qualcosa di importante perché al di là dei progetti, delle danze, dei canti che vengono fatti, presentati, ci insegna proprio come l'Europa ci unisca e come la diversità, che apparentemente può sembrare un qualcosa di banale, di negativo, in realtà è veramente un qualcosa di bello che ci unisce e che ci rende veramente una comunità bella e forte nel complesso. E quindi abbiamo sentito appunto ragazzi cantare, suonare, altri invece hanno ballato con tanta energia e emozione, hanno coinvolto i bambini più piccoli, alcuni invece ci hanno presentato dei progetti, appunto Erasmus e Twinning, e ci hanno dimostrato come l'Europa intervenga quotidianamente nella nostra vita e come è importante, come ci apra tantissime porte per il nostro futuro. Grazie. Vuoi salutare i nonni, tu che non li hai salutati, perché è giusto salutarli? Saluto mia nonna Carmela, mio nonno Raffaele e mia nonna Esther, che credo mi stiano guardando. E dai un bacione a sti nonni. E un bacione. Un grande bacione, glieli diamo. Adesso dovrebbero arrivare degli insegnanti. Chi arriva adesso a salutare? Mancano 5 minuti, anche la dirigente per cortesia, grazie. Ecco qua. Prego. Buongiorno a tutti, sono Enza Carbone, sono una docente di lettere dell'Istituto Marco Casagrande. Io ringrazio Mirella e la rete. E Media Nord-Est, diciamo. Media Nord-Est, perché ci ha dato questa opportunità, ha dato questa opportunità ai nostri studenti, che non è scontato che i ragazzi possano parlare a ruota libera in un Cosa network. hai sentito mentre parlavano questi ragazzi? Sei emozionata? Sì, mi sono emozionata. E sono orgogliosa. Ecco, mi fa piacere, era quello che volevo, emozionare, perché è una parola che sentiamo poco. Sì, praticamente in questo momento abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato in un anno. Sì. Sentiamo anche l'altra professoressa, poi chiude la... Io ringrazio, mi aggiungo ai ringraziamenti per aver dato l'opportunità ai ragazzi di trasmettere questi valori che credo e spero siano stati colti anche dai telespettatori, perché un conto è parlare dell'Europa in modo astratto, un conto è sentirlo dalla voce dei protagonisti e di tutte le esperienze che loro hanno vissuto in questi 2 anni, ringraziando sempre la dirigente che è stata la prima promotrice del progetto Erasmus e di tutti i progetti che sono legati poi all'Europa. E noi siamo parte di una scuola, ma anche io sono la referente di questo staff del progetto Erasmus e quindi colgo l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi che hanno partecipato, quindi qui abbiamo altri insegnanti, la professoressa Vitto, la professoressa Canzian, che si sono uniti a noi in questo sforzo che è notevole per preparare tutte queste attività, per portare i ragazzi all'estero, per accogliere i ragazzi stranieri nelle nostre famiglie e se ci stanno guardando anche i familiari dei nostri ragazzi, ringrazio anche loro perché tramite loro noi abbiamo avuto la possibilità di accogliere questi studenti stranieri e di portarli a far conoscere il nostro territorio, che è un posto splendido, soprattutto le zone in cui noi abitiamo, ecco, la zona di Pieve di Soligo. Allora io chiuderei appunto con la preside Gaetanina da Fermo con una parola. Io ho sentito molta gratitudine, la parola gratitudine di questi ragazzi verso questo corpo insegnante. Loro hanno capito l'importanza che voi avete investito, l'hanno capito e penso che i risultati li abbiamo ottenuti questa mattina. Sono consapevoli di questi viaggi culturali, istruttivi, ma soprattutto che socializzano, che integrano. Prego. Sì, diciamo che la nostra scuola ha una lunga tradizione nel territorio e si caratterizza da sempre per una grande attenzione alla persona. Quindi questo è un aspetto che ho raccolto
e sto cercando di portare avanti, ed è possibile portare avanti perché c'è una grande collaborazione da parte del corpo docenti, ma anche da parte di tutta la comunità locale. Quindi questo supporto crea un lavoro di squadra. Diciamo che queste sono le parole che sono state un po' il filo conduttore di questa mattinata. Un lavoro di squadra che ci permette di prenderci cura della formazione dei giovani della nostra comunità, del nostro territorio, e di proiettarci anche verso l'esterno, verso l'Europa e il resto del mondo. Senta Preside, un appello invece che lei vorrebbe fare ai genitori. Ecco, quale appello vorrebbe fare questa mattina? In tanti la stanno guardando, altri la vedranno magari questa sera o domani. Che appello vuole fare? Allora, diciamo che i genitori dei nostri studenti sono sempre partecipi e si lasciano coinvolgere anche nelle nostre attività. Naturalmente questo scambio è per noi fondamentale perché ci aiuta a migliorare, quindi noi siamo sempre aperti ai suggerimenti che ci vengono dai genitori, che possono esprimersi attraverso gli incontri formali che abbiamo attraverso gli organi collegiali. Quindi siamo sempre disponibili all'ascolto e naturalmente a cogliere tutto quello che ci può aiutare per migliorarci sempre più. E alla politica cosa vorrebbe chiedere, Preside? Lei che tocca con mano i problemi tutte le mattine quando varca quella soglia. Allora, diciamo che a livello politico viviamo in un momento in cui c'è attenzione al mondo della scuola, della formazione, perché ci sono diversi fondi europei a livello nazionale ma anche regionale, quindi avendo l'opportunità di intercettare questi fondi è possibile portare avanti tanti progetti, quindi è possibile migliorare proprio la qualità didattica delle scuole. Preside, quando sente che dobbiamo restituire questi soldi del PNRR perché non siamo riusciti a presentare i progetti, vedo che sorride, non le viene una stretta al cuore dire se li avessero dati a me magari, chissà quanti progetti assieme a questa squadra meravigliosa avrei potuto fare. Ecco, come mai? Perché sta succedendo questo secondo lei? Come si fa a restituire i soldi perché non si sono presentati i progetti? E allora, naturalmente questo significa lavorare molto, no? Lavorare perché per intercettare questi fondi bisogna preparare una candidatura, poi una volta che si ha il finanziamento bisogna portarlo avanti, amministrarlo e prendersi cura anche della rendicontazione. Quindi a livello scolastico noi ci troviamo ad affrontare questa problematica quotidianamente perché dobbiamo sempre un po' lavorare contro il tempo, però diciamo che con impegno, con collaborazione ci riusciamo e quindi nella nostra scuola i fondi che abbiamo ricevuto siamo stati in grado di tenerli e di utilizzarli al meglio. Grazie, grazie, veramente grazie a questo Istituto Casa Grande di Pieve di Soligo di essere stati con noi, grazie ragazzi e ragazze, grazie ai professori, grazie a tutti voi e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, chi è andato, che è il vostro assegno. Grazie, grazie ancora. Oggi c'è Elide. Elide è una signora diversamente giovane, io la chiamo la mia principessa, che aveva bisogno di essere aiutata. Diversi anni che viene al Banco Solidale, ma soprattutto il coraggio di chiedere. Ecco, io volevo farvela conoscere, indipendentemente dall'aiuto che daremo perché ha bisogno, non ce la fa, e adesso ve la presento. Ecco qua la mia principessa. Ciao Elide. Ciao Grazie Mirella. di essere qui. Allora spieghiamo chi è Elide e cosa è successo nella tua vita, perché Elide stava veramente bene, era sposata. Dalle stelle alle stalle. Raccontaci un po', Elide. Allora, io ho avuto una vita veramente meravigliosa per diversi anni. Sono sempre stata un'imprenditrice, prima
che mi sposassi con il secondo marito. Poi purtroppo il Signore ha voluto che lui morisse, sicché aveva dei figli che non mi hanno permesso di mandare avanti la fabbrica. Quindi io mi sono trovata praticamente senza stipendio, senza niente. Ho dovuto abbandonare la casa, sono andata a abitare a Visnadello e Visnadello purtroppo ha preso fuoco l'appartamento e sono rimasta ancora peggio in braghe proprio di tela, il che avevo una roulotte in campeggio a Rovigno e ho dovuto prendere i mobili che avevo dentro perché non avevo più niente. Ho una pensione misera di 500 euro, non mi sono vergognata di andare al Banco Solidale a chiedere aiuto e io penso che tutte le persone potrebbero non vergognarsi. Ecco. Allora Elide, una cosa importante che hai detto, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Anche persone che, come dici tu, stavano bene, avevano una vita tranquilla e felice anche economicamente, poi all'improvviso succedono queste tragedie, queste disgrazie che, come hai detto tu, dalle stelle alle stalle. Una cosa che io ammiro sempre di Elide, che viene sempre preparata come piace alla Mirella, d'estate poi ha delle acconciature molto belle, io gli faccio sempre i complimenti, sempre truccata, perché è giusto che sia così. Lei non deve cambiare la sua personalità perché non ha più la possibilità di fare questo, che noi abbiamo anche la fortuna di dare anche i cosmetici, di dare quello che serve perché una donna si senta donna anche esteriormente. Quanto importante è sentirsi a posto? Certo, sentirsi a posto, truccate un pochino, è molto, cioè ti senti più forte, hai più voglia di andare avanti, di vivere. Io so che anche recentemente hai avuto un momento proprio di defiance, ti ho visto molto provata, soprattutto perché ti avevano ritirato la patente per motivi anche di salute che avevi e questo ti faceva impazzire, non riuscire più a venire al mercoledì a fare la spesa, essere un po' autonoma. Cosa vuoi dire, Elide, di questi momenti che per fortuna sono passati? Guarda, essere senza patente per me è stata una tragedia è stata, perché aver bisogno proprio di tutti che ti vengano portare a fare la spesa, portare a prendere le medicine, portare in ospedale, fare le visite, eccetera. A chiedere aiuto è stato veramente una tragedia. Io spero che mi ritorni ancora, perché veramente... Ascolta Elide, è stata più brutta allora secondo te questa esperienza di non avere la patente che non avvicinarsi al Banco Solidale? Sì, essere senza patente è stato veramente terribile. Comunque, avvicinarsi al Banco Solidale, io sinceramente mi trovo bene, trovo anche delle amicizie. Avete sentito? Ascolta principessa, cosa vuol dire per te Banco Solidale? Indipendentemente della spesa, come hai detto tu, dei vestiti, di tutto quello che noi viviamo, ma fare amicizia, quanto importante è non sentirsi soli? È importantissimo, perché essere soli, guarda, è una cosa veramente, è una tragedia. Non posso immaginare proprio, la solitudine è una delle peggiori, non so neanche io come spiegarmi. Non si può spiegare la solitudine, no. Principessa? No. Allora noi invece ti esprimiamo un'altra cosa importante, ti esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza con questo assegno che ti diamo. Grazie. Che riuscirà a farti respirare un pochino. Certo, ecco. Vi ringrazio tanto, ma veramente non mi aspettavo una cosa del genere dal Banco Solidale. Cosa vuoi dire a questa grande famiglia che aiuta noi a dare questi contributi a voi? È una cosa, non si può neanche descrivere, è una cosa grandissima. Allora di un grazie a loro. Grazie a tutti. E anch'io vi ringrazio, vi saluto e anche questa settimana abbiamo fatto un'azione buona. Ciao!